Va ora in onda Radio 7, la settimana politica di Radio Libertà. Conduce Pier Vittorio Scimia. Buongiorno e ben ritrovati sulle magiche onde di Radio Libertà per una nuova e densissima puntata di Radio 7. Qui vi parla Pier Vittorio Scimia, affiancato in regia dal mitico Giulio Cesare che vi saluta. Come forse avete già letto dal post della pagina Facebook della radio, oggi puntata di Radio 7 dedicata al ricordo del cavaliere Silvio Berlusconi. Matteo Salvini ha dichiarato: Silvio ha scritto la storia e manca già a milioni di italiani che gli hanno voluto bene, ma mancherà perfino ai pochi sciagurati che per anni hanno vissuto alla sua ombra, insultandolo e odiandolo anche in questi giorni di lutto. Subito dopo la sua morte il capitano aveva anche scritto che ci ha salutato un grande italiano, uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ha realizzato tanto per l'Italia e per gli italiani, lasciando un vuoto difficile da colmare. Io voglio ribadire quello che già avevo scritto sui miei social, e cioè che ovviamente Silvio Berlusconi è stato un gigante dell'imprenditoria, della comunicazione e della politica. Pensiamo a tutti i suoi successi come costruttore, dato che ha realizzato dal nulla Milano 2 e Milano 3, i primi esempi proprio di Smart City. E come imprenditore televisivo ha fondato un colosso della comunicazione che è Mediaset, che ormai vanta programmi anche in tutta Europa. E come imprenditore sportivo ha rilevato una squadra, il Milan, che rischiava il fallimento e che veniva addirittura da 2 retrocessioni in Serie B. Eppure è riuscito a renderla, come amava definirlo lui, il club più titolato al mondo. Scudetti, Coppe dei Campioni, Champions League, Supercoppe italiane, europee, Coppe intercontinentali e anche una Coppa del Mondo per club. E poi non possiamo dimenticare i risultati ottenuti anche in altri campi, come quello editoriale con la Mondadori, il giornale, e nel settore bancario con Mediolanum. Ma a mio avviso del Berlusconi politico poi ci mancheranno soprattutto i capolavori che lui è riuscito a realizzare in politica estera. Penso quindi al G8 tenuto in una città che era stata appena devastata dal terremoto, l'Aquila, ma soprattutto allo storico accordo proprio di Pratica di Mare tra il presidente della superpotenza americana George W. Bush e Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, che succedeva all'ex impero sovietico uscito sconfitto dalla guerra fredda. In un momento storico come quello attuale, in cui la gran parte dei leader occidentali, più che volere un cessate il fuoco per la guerra in Ucraina, intende perseguire come obiettivo proprio l'umiliazione, l'annichilimento militare della Russia, anche a costo di un'escalation che potrebbe comportare l'uso delle armi nucleari, il miracolo di Pratica di Mare, come è stato chiamato da molti, risalta ancora di più e sta a testimoniare questo genio visionario di Berlusconi anche e soprattutto in politica estera. Matteo Salvini poi ha commentato anche l'omelia dell'arcivescovo Mario Delpini con un post in cui ha scritto parole di grande saggezza, speranza e rinascita. Vorrei rileggere uno dei passaggi più incisivi di questo testo, di questa omelia. Vivere e desiderare una vita che non finisce e avere coraggio e avere fiducia e credere che ci sia sempre una via d'uscita, anche dalla valle più oscura. Vivere e non sottrarsi alle sfide, ai contrasti, agli insulti, alle critiche e continuare a sorridere, a sfidare, a contrastare, a ridere degli insulti. Vivere e sentire le forze esaurirsi, vivere e soffrire il declino e continuare a sorridere, a provare, a tentare una via per vivere ancora. Ecco che cosa si può dire di un uomo, un desiderio di vita che trova in Dio il suo giudizio e il suo compimento. Questa omelia non è piaciuta per esempio a Daniele Capezzone, secondo lui è costruita in modo furbo perché suscettibile di interpretazioni opposte. I paragrafi conclusivi dell'omelia, questa è appunto la spiegazione, l'esegesi di Capezzone, restano freddi, duri, senza il calore di una carezza che a suo dire non si avvertiva nemmeno nel tono con cui l'omelia è stata pronunciata da Delpini. L'ex portavoce di Forza Italia ha anche aggiunto: in ogni caso, com'è l'uomo d'affari secondo Delpini? Guarda i numeri, non ai criteri. E quindi in questo modo, secondo Capezzone, è stato liquidato il rapporto tra capitalismo ed etica cristiana. Invece Marcello Veneziani nel suo articolo Oltre la facciata ha commentato: l'omelia di Monsignor Delpini ha descritto perfettamente l'umanità di Berlusconi e ha espresso con acuta delicatezza la pietà verso i felici, gli ottimisti, gli amanti della vita.
E addirittura Rita Dalla Chiesa, ex volto storico di Mediaset, ha dichiarato che questa omelia sembrava scritta proprio da lui, da Silvio Berlusconi. Purtroppo invece non sono mancati gli sciacalli e la figura di Silvio Berlusconi è stata criticata da alcuni esponenti della sinistra, lo sappiamo, come Rosy Bindi, la Boldrini, oltre che dai vari Tommaso Montanari, con una sola M, Tommaso, Gad Lerner e Vauro. Altri invece sono stati avversari leali, pensiamo a Renzi, a D'Alema, che hanno ricordato piacevolmente questa figura del cavaliere e con i suoi pregi, con i suoi difetti, e riconoscendo comunque che è stato attaccato, quasi perseguitato da una certa parte della magistratura. Addirittura Michele Santoro a 8 e mezzo dalla Lili Gruber, dopo aver riguardato proprio la storica clip, no, della puntata di servizio pubblico di quel gennaio 2013, con il momento in cui Berlusconi aveva pulito la sedia di Marco Travaglio, addirittura ecco, lo storico conduttore Michele Santoro, avversario di una vita, ha svelato questo retroscena. Ha raccontato: a un certo punto lui mi ferma in un intervallo pubblicitario, mi tira per la giacca e mi fa: Michele, ma come ci stiamo divertendo? Ecco, questo è qualcosa che dice tanto del personaggio, questa è la sua empatia, ha precisato Michele Santoro. O anche quando, racconta sempre il conduttore, era appena morto mio padre e andai a parlare con lui. Lui appena ricevuta da me la notizia mi ha messo la testa sulla spalla e ha cominciato a piangere a dirotto. È una persona che magari con noi maschi piuttosto che con le donne entrava in un rapporto di profondissima empatia. Anche Piero Fassino, segretario dei DS proprio all'inizio degli anni 2000, ha confessato: ho molti ricordi di incontri, noi ci vedevamo ogni 2 mesi in modo riservato, senza che nessuno sapesse nulla e senza che ci fosse alcuna pubblicità, proprio per avere una possibilità di confronto franca, libera e sincera. E un altro avversario politico che lo ha ricordato con profondo cordoglio è stato proprio Romano Prodi, avversario storico che oltretutto l'aveva anche battuto 2 volte, e Romano Prodi, il quale il giorno dopo la morte del cavaliere ha perso addirittura sua moglie, proprio per un destino quasi beffardo, Flavia Franzoni. Prodi ha infatti dichiarato: le profonde diversità non hanno impedito un rapporto civile e sapevamo che il futuro passava per l'Unione Europea. Il ricordo commosso anche di Nichi Vendola, altro avversario storico, che ha raccontato di quella telefonata di un'ora quando morì suo padre, il padre di Nichi Vendola, e Berlusconi volle sapere di lui. E vogliamo chiudere questa lunga parte iniziale dedicata a Silvio Berlusconi, prima di iniziare la rassegna stampa, riportando una notizia che negli ultimi giorni è stata ricordata anche dal Corsera e dal Messaggero, ossia il Cavaliere registrò, pensate, un messaggio di 15 minuti per questo all'epoca ragazzo Andrea Carloni. Era un giovane anconetano, super tifoso del Milan, che nel febbraio del 97 entrò in coma a seguito di un terribile incidente in sella alla sua moto a soli 16 anni. Il padre Alfio, disperato, cercò di mettersi in contatto con il presidente dei rossoneri e gli fece registrare un messaggio audio in cui proprio il cavaliere spronava il ragazzo ad aprire gli occhi e ad uscire da questo coma. Il giovane tifoso infatti poi alla fine ascoltò questa voce, cioè gli venne fatta ascoltare mentre era in coma, e secondo i medici e i genitori l'ascolto di quelle voci, di quella voce così gradita, alla fine permise al giovane di uscire da uno stato vegetativo che comunque si trascinava da 5 mesi. E nell'appello Berlusconi pronunciava il nome del ragazzo 3 volte e gli prometteva un incontro proprio con la sua squadra del cuore, in particolare con Franco, ovviamente Franco Baresi, e con Maldini. Quando poi si era svegliato, Andrea aveva anche detto forza Milan. E pensate, poi nel 2000 Berlusconi con la squadra incontrò il ragazzo e tutta la sua famiglia proprio a San Siro. E quindi poi ci ascolteremo questo audio di pochi secondi, alla fine comunque sentiremo questo video che è stato anche ripubblicato sui social, e proprio per chiudere questa nostra puntata che, se vogliamo, è uno speciale. Come sapete, Radio 7 è la settimana politica di Radio Libertà e quindi volevamo chiudere in questo modo la settimana. E parleremo poi del Cavaliere anche con il nostro ospite Francesco Giubilei. Il nostro ospite, in realtà l'intervista è stata registrata ieri, la manderemo in onda. Come sapete, Francesco Giubilei, editore di Storica e di Giubilei Regnani, presidente della Fondazione Tatarella, collaboratore con il giornale, e poi sempre ricordando il Cavaliere ci collegheremo anche con l'altro ospite, Salvatore Di Bartolo, docente e saggista, il quale scrive per il sito nicolaporro.it e che avevamo già intervistato proprio per
un altro suo libro, La falsa rivoluzione. Questo testo proprio sulla stagione di Mani Pulite, con prefazione di Daniele Capezzoni e con l'intervista esclusiva a Stefania Craxi. E entrambi, anche Giubilei era stato nostro ospite di Radio 7, e presentiamo anche poi oggi i loro ultimi testi, rispettivamente Gli intellettuali di destra e l'organizzazione della cultura, questo di Francesco Giubilei, e Overgreen, l'altra faccia della rivoluzione verde, come il gretinismo può distruggere l'economia e i capisaldi della cultura europea. Quest'ultimo appunto di Salvatore Di Bartolo, ed è dedicato il suo testo a Silvio Berlusconi, con anche la prefazione di Vittorio Sgarbi. Il libro invece Gli intellettuali di destra e l'organizzazione della cultura di Francesco Giubilei è stato recensito su Italia Oggi da Cesare Maffi, potete rileggere l'articolo proprio su Italia Oggi. La tesi di fondo del nostro ospite è sostanzialmente questa: a destra è rimasta assente una politica culturale organica e strutturata, nonostante progetti, iniziative e manifestazioni anche di tutto rispetto. Quindi non sono mancati grandi pensatori di destra, grandi scuole di pensiero di destra, anzi ci mancherebbe, chapeau, però è mancata proprio l'elaborazione di una politica culturale, così come è avvenuta invece a sinistra, proprio attuando la lezione gramsciana. Ma come dicevo, prima terremo la consueta rassegna stampa che iniziamo, il filo diretto poi con voi ascoltatori, quindi potete sempre intervenire come sempre allo 0292947222 finale, quindi 3 volte 2 finale, oppure mandate messaggi WhatsApp al 346 64 27756. Potete seguirci sempre come il solito dal canale 252 del digitale terrestre, quindi in TV, dal canale digitale della Radio DAB, sulle pagine Facebook della Lega di Radio Libertà, dal nostro sito internet di Radio Libertà, dai canali Twitch e YouTube, e poi anche dall'app di Radio Libertà per iOS e Android. E vi ricordo sempre che per farvi sentire, per sostenere Radio Libertà e per partecipare in prima persona ai vostri programmi preferiti, potete proprio abbonarvi a Radio Libertà, e come sapete è facile, economico, democratico, e quindi sosteneteci. E allora partiamo con la nostra rassegna stampa. Io procedo qui con la condivisione, iniziamo già con La Verità, vediamo se mi fa condividere subito da qui. Eccoci qua. E allora vedete la prima pagina della Verità, con il caso della bambina Cata e dell'illegalità di questo ex hotel Astor. Per ripulire il covo dei clandestini è servito il rapimento di una bimba. Immagino che vediate, no, la condivisione, anche Giulio dalla regia mi fa cenno di sì. Ecco, sgomberato l'ex hotel Astor di Firenze, troppo tardi. Erano mesi che segnalavamo la pericolosità di quell'edificio occupato, ma sindaco, polizia e PM non si sono mossi fino alla sparizione di Cata. Di situazioni così ce ne sono a decine in Italia. Aspettiamo altre tragedie. Questo è appunto l'articolo di Mario Giordano, una riflessione assolutamente da condividere. Ci voleva questo? Ci voleva la scomparsa di una bambina di 5 anni per sgomberare un palazzo occupato? Ci voleva un simile dramma per fare quello che bisognerebbe fare sempre e dappertutto? Ci voleva la sofferenza di una piccola, l'angoscia di una famiglia, l'ansia di un paese? Ci volevano le dirette televisive, fari delle telecamere, gli inviati dei giornali per far rispettare le regole che dovrebbero essere sempre rispettate? Per mettere un freno almeno qui, almeno ora, al dilagare dell'illegalità e al trionfo del racket? E perché non le si è fatto prima? E perché non lo si fa subito anche negli altri palazzi occupati? Bisogna sempre aspettare una tragedia? Non si potrebbe provare a prevenirla? E non ci si rende conto che per prevenire le tragedie la prima cosa è rispettare le leggi? Ecco, tutte domande che possono sembrare retoriche, ma che effettivamente no, possiedono questo fondo di verità, domande sacrosante. E poi invece la riflessione di Maurizio Belpietro con questo editoriale su quello che è avvenuto, no, nella piazza tra Conte, Grillo e la Schlein. Poi proprio su questo rivolgeremo una domanda al nostro ospite Salvatore Di Bartolo, che ha scritto anche un commento su tutta questa vicenda proprio sul sito di Nicola Porro, sul suo blog, perché effettivamente la Schlein sembrava che non ci dovesse andare a questa piazza, poi alla fine ha cambiato idea, e quindi come mai c'è un cortocircuito nel PD, cosa sta accadendo? Ecco, Schlein si consegna a Conte e a Grillo stile Brigate Rosse. Infatti poi l'annuncio shock ieri di Grillo, che rivolto a tutti questi esodati
del cosiddetto super bonus, esodati di reddito di cittadinanza, ha detto mettetevi il passamontagna e create le brigate di cittadinanza. La Lega è intervenuta duramente, anche perché sono parole inquietanti che in un paese come quello, non come l'Italia, come il nostro, che ha conosciuto la stagione delle BR, delle Brigate Rosse, e queste parole sono veramente sconvolgenti. C'era una volta il PDS, Partito Democratico della Sinistra, nato dopo che il crollo del muro di Berlino seppellì il comunismo. Il PDS rappresentò il tentativo dello storico gruppo dirigente del PC di sopravvivere alla disfatta, cambiando nome e camuffandosi da sinceri democratici. Come sia finito l'esperimento è noto. La gioiosa macchina da guerra con cui Achille Occhetto sognava di dare l'assalto a Palazzo Chigi, dopo che i partiti erano stati fatti fuori dalla magistratura, fu sconfitta, e proprio da Silvio Berlusconi. Poi vedete qui, a proposito del Cavaliere, era un visionario. Non capivo il Cavaliere, vittima di poteri forti, poi è arrivato Monti. Questa è l'intervista, o meglio la riflessione di Carlo Freccero, che racconta anche il suo rapporto con il Cavaliere, l'avventura delle TV private, prima con Tele Milano, poi con la 5 in Francia. Tra me e Berlusconi tante differenze, ma la stessa voglia di realizzare innovazione. La rottura sulla Rai seguita da un riavvicinamento ideale dopo il colpo di Stato del 2011. Questo segue a pagina 7. Infatti Berlusconi lo ripeteva sempre che quello fu un colpo di Stato tecnocratico proprio con la crisi dello spread, e anche nel videomessaggio che poi lui lanciò dopo aver lasciato Palazzo Chigi, spiegò effettivamente che serviva una banca centrale che potesse garantire soprattutto poi alla fine la solvibilità degli stati, potesse comunque proteggere da certe speculazioni e quindi salvare il debito degli stati. E sembrava tutto molto scandaloso, ma alla fine che cosa avvenne dopo con il whatever it takes di Draghi? E invece poi l'intervista a Le Gall, la propaganda impone realtà artificiali, ma c'è una reazione. Questo di Francesco Borgonovo, che ha intervistato il pensatore francese Jean-Yves Le Gall. Gli Intello sono i primi a farsi travolgere dalla propaganda che crea realtà artificiali. Fare controinformazione è possibile, ma bisogna esercitare una doppia critica. Questo a pagina 15. E poi articolo molto molto significativo, perché scrive il grandissimo pensatore della nuova destra francese, Alain de Benoit, pamphlet di Limonov, quel grande ospizio prigione chiamato Occidente, pubblicato in italiano, l'atto d'accusa di Limonov contro le società liberali, che ormai assomigliano a un ospizio gestito dalle autorità pubbliche e popolato non più da cittadini ma da pazienti che tirano avanti solo grazie a sedativi e tranquillanti, a pagina 16. E poi vedete qui l'abbraccio, no, che vi dicevo, nella piazza, si può dire, di queste brigate, no, di cittadinanza, veramente sconvolgente. Qui l'abbraccio appunto tra Conte e la Schlein. Bonaccini vuole soldi ma non dice come li spende. La regione Emilia-Romagna respinge i tentativi di avere informazioni sui lavori seguiti prima dell'alluvione e sui danni, però pretende che il governo faccia il bancomat e che il governatore sia nominato commissario. Questo di Giorgio Gandola, anche lui era stato nostro ospite in Radio 7 per l'intervista proprio sulla figura di Ratzinger dopo la sua morte. Un'alluvione nascosta dietro la barriera dei 100 giorni. Vuoi sapere quali interventi strutturali sono stati realizzati dal 2015 a oggi sul nodo idraulico di Modena, sistema Secchia-Panaro-Naviglio? La regione Emilia-Romagna ti rimbalza con la formula della proroga per emergenza maltempo. E poi socialisti europei pronti a tutto, legge, natura e patto di stabilità, in un mese ci giochiamo il futuro. Ecco, su questi scenari vorrei poi rivolgere una domanda proprio al nostro ospite Salvatore Di Bartolo, dato che appunto il suo libro è sulla follia ambientalismo, sull'estremismo sull'estremismo proprio green, e una domanda l'abbiamo posta anche a Francesco Giubilei proprio su questo, commentando anche il voto che c'è stato in Commissione Ambiente al Parlamento Europeo, voto in cui addirittura per la prima volta c'è stato un pareggio con praticamente l'approvazione di quella mozione che bocciava la normativa sulla natura, la legge sulla natura europea, e si è formata praticamente una sorta di maggioranza con alternativa, no, a quella attuale della Ursula von der Leyen, dei socialisti popolari liberali, perché praticamente questo voto anti-green che si è registrato ha visto la partecipazione non solo dei sovranisti di Identità e Democrazia, il gruppo cui aderisce la Lega, non solo anche dei conservatori e riformisti, il gruppo cui appunto
è presente la Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni guida quel gruppo, ma anche i popolari e anche addirittura alcuni liberali. Quindi che sia la prova di una nuova maggioranza che potrebbe venir fuori dalle prossime elezioni europee l'anno prossimo, 2024, e quindi poi con la sconfitta dei Green. E allora l'articolo di Claudio Antonelli: dopo la scoppola presa dai socialisti europei sulla legge natura, la maggioranza Ursula è nel caos, PP e il gruppo delle destre si muovono per ricreare un nuovo assetto in vista del 2024. L'estate sarà bollente, ma è luglio il mese in cui le due parti giocano a scacchi tra norme green e patto di stabilità. Questo segue a pagina 3. E poi invece, che segue a pagina 10, dalla Svezia falsa la conversione, il terrorista di Annecy è islamico, in Italia allarme per un altro siriano. Questo di Fabio Amendolara e Stefano Piazza. L'attentatore di Annecy non è cristiano, la sua conversione infatti sarebbe un depistaggio, è uno degli inquietanti retroscena sull'agguato nel sud della Francia di qualche giorno fa. Il musulmano avrebbe fatto parte pure dell'esercito siriano e avrebbe più nomi di copertura. Intanto il suo presunto complice sarebbe fuggito dalla Svizzera per rifugiarsi in Italia. E poi il professor Beck all'Università di Lucerna in Svizzera, un dato così solo con la guerra, e cioè nascite crollate dopo la vaccinazione Covid. Questo di Angela Camuso. In Svizzera nel 2022 c'è stato un crollo delle nascite clamoroso, pari solo a quello registrato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Beck, docente all'Università di Lucerna, vanno indagati gli effetti dei vaccini. È un fenomeno scollegato da cause economiche e sociali e l'unica coincidenza temporale è quella. Questo segue a pagina 13. E poi invece l'articolo di Marcello Veneziani per la cultura, per il pensiero forte, nacque 400 anni fa Pascal, lo scienziato geniale che scommise su Dio. Sono passati 4 secoli dalla nascita di Blaise Pascal, il 19 giugno del 1623, ma non sono bastati per dimenticarlo. Gli dobbiamo ancora gratitudine come scienziato, come matematico, come filosofo, come teologo. Pascal si affrettò nella vita, bruciò le tappe, come se sapesse di avere a disposizione poco tempo. E poi, per quanto riguarda invece la riforma giustizia, Nordio liquida l'associazione magistrati, io parlo solo con il CSM. Questo di Sabrina Biraghi, che segue a pagina 6. Allora, tanti gli articoli da vedere sulla Verità. Allora facciamo così, andiamo a prendere quelli selezionati e magari li apriamo qui dal consulta pagine. Ecco qua, vediamo, così vi mostro direttamente quelli che avevo selezionato. Ci sarebbe, come al solito, no, da consultarne molti di più, però il tempo è quello che è, li dobbiamo anche commentare, dobbiamo vedere anche ovviamente le altre testate. Poi naturalmente faremo una piccola pausa, no, nella nostra rassegna stampa per iniziare a leggere i messaggi, perché se no, come sapete, poi si accumulano i vostri messaggi che sono preziosi, anzi grazie sempre perché ci scrivete, intervenite così tanto. Allora, Europa da rifare, legge natura più patto di stabilità, la maggioranza Ursula si gioca tutto, mese decisivo per i socialisti dopo che il PPE li ha mollati in commissione ambiente. Il voto di cui vi dicevo prima. Si rivota il 27 sulla misura green. A metà luglio c'è l'Ecofin sui conti pubblici, ma Francia e Germania sono spaccate. Allora, vediamo qui il cronoprogramma con questi appuntamenti di voto. 20 giugno, Consiglio UE Ambiente, legge natura. I ministri europei dell'ambiente si riuniscono per provare a trovare una sintesi sulla normativa sul ripristino della natura. Poi il 27 giugno, Commissione Ambiente, legge natura. In commissione si voterà sulla legge natura dopo lo stallo che si è creato nella votazione del 15 giugno. 14 luglio, Ecofin, si torna a discutere del nuovo patto di stabilità dopo il flop della riunione dell'Ecofin del 16 giugno e la divisione tra Francia e Germania. 31 agosto, trilogo sulla direttiva Green sulla casa. Parlamento, Commissione e Consiglio UE definiranno la direttiva che al momento impone di portare in classe E entro il 2030, in classe D entro il 2033 tutti gli edifici residenziali. Ecco quanto abbiamo parlato di questa direttiva, che è veramente distruttiva per l'Italia, un impatto devastante. Significherebbe praticamente dover provvedere poi ai lavori di riordino, manutenzione e ristrutturazione di quasi la gran parte della nostra comunque edilizia privata, e già abbiamo visto quante difficoltà per i lavori per esempio di ristrutturazione con il super bonus. Immaginatevi quello che sarebbe anche lo sforzo economico da parte degli italiani semplicemente per poi
dover provvedere a questa ristrutturazione, oltre che praticamente una situazione di mercato drogato e i pesantissimi investimenti che nel caso dovrebbero esserci anche da parte pubblica per sostenere comunque gli utenti, i privati cittadini. E poi vedete qui il viaggio Centinaio e Morelli che stringono intese in visita a Taiwan, il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio e la senatrice Elena Morelli in visita a Taiwan, l'incontro dei leghisti con il sindaco di Tainan ha aperto prospettive per iniziative culturali e di sviluppo dell'agroalimentare made in Italy. E poi il governo ricuce con gli Emirati. Qui vedete il forzista ministro degli esteri Antonio Tajani che adesso guida, traghetta Forza Italia dopo appunto la morte del suo leader storico Silvio Berlusconi, e ci occupiamo di questo dato che, come sapete, grazie alla nostra radio, grazie soprattutto al nostro direttore Giulio Canarca e all'impegno di Matteo Salvini, è stato possibile riportare a casa, come ricorderete, Andrea Costantino, che infatti viene citato in questo articolo di Alessandro Darold, vicenda che si è conclusa per fortuna con un happy ending, con un lieto fine, proprio è stato un regalo di Natale, vi ricordate, questo grande successo della radio, del nostro direttore Giulio Cainarca e di Matteo Salvini. E allora vi leggo queste parti che ci riguardano. Per di più, i rapporti tra Roma e Abu Dhabi sono rimasti ai minimi termini anche durante il governo di Mario Draghi, che nonostante gli sforzi non era riuscito davvero a ricucire. Per di più, la storia di Andrea Costantino, l'imprenditore milanese torturato e rinchiuso nel carcere di Al-Watba per quasi 2 anni di carcere senza uno straccio di prova, aveva incrinato ancora di più il dialogo tra il centrodestra e gli emiri. Ma il lavoro dietro le quinte del premier Giorgia Meloni e di Tajani di sponda con il Quirinale sembra aver dato i suoi frutti. La missione di Tajani, quindi, che si inserisce nel contesto di un progressivo consolidamento delle relazioni bilaterali fortemente voluto dal governo italiano, intende ripartire dai danni fatti da Di Maio e definire un eccellente livello del dialogo politico e della collaborazione economica tra Roma e Abu Dhabi. E vedete poi qui c'è anche la conclusione su quello che è il tema della causa promossa da Costantino, e devo ringraziare per quella vicenda che si è risolta così positivamente con il ritorno in Italia di Andrea Costantino. Vi ricordate ancora poi l'abbraccio che avvenne proprio qui in studio la vigilia di Natale tra Andrea Costantino e il direttore Giulio Canarca. Devo ringraziare anche e soprattutto voi del pubblico che siete intervenuti così tanto, che avete sostenuto la causa e che avete poi ricondiviso, no, i messaggi che chiedevano la immediata liberazione, l'immediato rientro, e lui di fatto era trattenuto, no, nell'ambasciata italiana. E forse tra le delegazioni si affronterà anche il tema irrisolto della causa che Costantino ha promosso contro Abu Dhabi. Il governo ha preso le distanze dalle iniziative legali dell'imprenditore milanese la scorsa settimana, spiegando che non sono condivise dal governo italiano, ma Costantino va avanti. Il governo ringrazia gli Emirati Arabi per avermi torturato. Questa è ovviamente la critica che formula Andrea Costantino. Vuole, attraverso un arbitrato internazionale pagato di tasca propria, il risarcimento del danno patito in questi anni. Una partita destinata però a rimanere fuori dalla politica della ragione di Stato. Chiudiamo un attimo qui e ci ritroviamo dopo la pausa. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Scipione, anticiclone di origine africana, avanza deciso verso il nostro paese e determinerà una giornata soleggiata e molto calda. Al mattino cieli sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se qualche temporale potrebbe verificarsi a ridosso dell'arco alpino occidentale, specie piemontese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Era meglio Berlusconi, Povia, 2016, terzo singolo estratto proprio dal suo 10° album in studio, Nuovo Contrordine Mondiale, un brano scritto contro l'allora presidente del Consiglio dei Ministri italiano Matteo Renzi e ovviamente preferendo, come abbiamo sentito, Silvio Berlusconi. Un testo molto eloquente, come abbiamo sentito, che recita: e poi c'era quel vecchietto di 80 anni, un convinto comunista con la falce e il martello, Che Guevara sul cappello, stalinista, leninista e marxista nel cervello, vino rosso quello giusto e sotto il braccio il manifesto. Mi ha detto appunto: mi sono stufato, no, di tutti questi, mi sono rotto i puntini, era meglio Berlusconi. È un testo che ironizza anche sulle frasi fatte, appunto le cosiddette chiacchiere da bar, ma anche racconta come comunque ci fosse, no, questa percezione per cui comunque sotto i governi Berlusconi la situazione economica non era poi così devastante come poi è successo, come si è notato, registrato poi negli anni dei governi tecnici. E l'album invece in cui è contenuto è Nuovo Contrordine Mondiale, è stato, pensate, autoprodotto, autodistribuito dallo stesso Povia, frutto del lavoro di oltre 2 anni, e appunto attraverso 19 tracce manifesta quello che è il suo pensiero, il pensiero del cantautore milanese su tante tematiche di attualità. Infatti i brani affrontano questioni come politica, finanza, economia, legalizzazione delle droghe, maternità surrogata, e si affronta anche una rilettura dell'unità d'Italia. Pensate che in occasione poi della promozione del disco, Povia ha criticato la teoria gender, gli altri studi sul genere, i trattati internazionali e anche l'euro, e ha affermato appunto che si stava meglio quando c'era Berlusconi. L'intervista ricevette tante critiche, sollevò poi la rabbia, l'indignazione del web, e pure al tour alle conferenze erano seguite numerose polemiche. Da sempre lui è stato vicino comunque a posizioni del centrodestra, è sempre definito, si è definito cattolico, e dal 2013 poi il cantautore ha iniziato proprio ad esporsi pubblicamente, no, con queste interviste, esplicitando queste sue idee sovraniste, euroscettiche. Più volte si è dichiarato proprio simpatizzante sia di Silvio Berlusconi che di Matteo Salvini, infatti affermò proprio: Matteo Salvini vai avanti, e in risposta il nostro capitano aveva dichiarato: tanti scelgono la via facile, spesso ben retribuita del silenzio, altri hanno deciso di non tacere. Povia è uno di questi, sosteniamo chi lotta contro il pensiero unico. E allora riprendiamo la nostra rassegna stampa proprio dalla Verità, e dobbiamo commentare anche quello che è successo ieri, no, nella piazza di Conte, di Grillo. Volevo però prima con voi fare una piccola incursione nei tanti messaggi che già ci sono arrivati e ovviamente vi ringrazio. Vediamo qui per esempio c'è questo nostro radioascoltatore che stanotte ci ha scritto: glicemia alta, siesta con un abbraccio, a letto e poi alla prossima. E poi ci sono i link di questi 2 video, uno sui lati oscuri del Big Pharma, la medicina che verrà, di Gabriele Sannino, ve lo apro. Ovviamente non lo possiamo far riprodurre tutto perché è lungo, vi leggo almeno quella che è la didascalia, la presentazione: la medicina che verrà, Big Pharma è la macchina della salute mondiale, di questa macchina bisogna conoscerne meglio le parti perché molte di esse sono nascoste e oscure. Gli illeciti e le multinazionali del farmaco, gli illeciti e poi la medicina territoriale è quasi sparita, il ruolo dei medici di oggi. Questo che appunto ci viene segnalato con la conduzione, qui vedo, di Carlo Savegnago. E poi l'altro link, questo qui 17 giugno 23, lo scienziato delle meraviglie. Questa è un'altra puntata, rivelazioni e scandali. Ovviamente non lo possiamo far sentire tutto, però vi leggo almeno, ecco, l'anteprima su queste rivelazioni. Vediamo se qui c'è una spiegazione, ecco qua. No, però comunque riguarda proprio anche questo, il tema della medicina attuale e quindi delle tante criticità connesse. Ne abbiamo parlato tanto anche per quello che è successo, no, durante la pandemia e nel post pandemia coronavirus. E poi per esempio un messaggio anche per Borgonovo: sono spiacente di non vederla più in TV. Francesco Borgonovo, prima stavamo leggendo anche il suo articolo sulla Verità. Lei è stato l'unica persona che ha sempre parlato con grande sincerità e onestà. L'ammiro davvero moltissimo, grazie infinite per tutto quello che lei ci ha dato con la sua cortese e corretta esposizione dei fatti accaduti. E poi ci scrive Ruggero: buona giornata Pier Vittorio, grazie, buona giornata anche a te. E in merito allo sciagurato intervento del grillo parlante uscito dal congelatore di Bibbona, ci sarà qualche magister che aprirà il famoso fascicolo per apologia di reato? Temo
che tutto svanirà nel dimenticatoio. Amen. E effettivamente, lo dicevamo, sono state parole veramente inquietanti e la presa di posizione anche della Lega è stata veramente forte. E torniamo a parlare proprio di questo perché adesso ve lo ricondivido meglio con lo zoom, eccolo qua, che bello che me lo fa fare subito. Qui l'effetto Schlein, il PD si consegna a Giuseppe Conte. C'era una volta la sinistra, la neosegretaria si muove senza i compagni di partito, lasciato privo di linea dall'adesione al corteo del Movimento 5 Stelle e alla riforma penale fino all'invio di armi a Kiev. Il Nazareno è spaccato e con l'avvicinamento a Conte va verso l'ennesimo fallimento. Questo l'articolo di Maurizio Belpietro, ecco. E allora vi leggo questo paragrafo che spiega giustamente che cosa sta succedendo ed è la domanda anche poi che formuleremo, no, a Salvatore Di Bartolo, il nostro ospite, visto che ha scritto anche lui un commento su questa vicenda, l'ha scritto sul blog di Nicola Porro. Ci ho detto oggi il PDS è rinato, ma non si tratta più del Partito Democratico della sinistra, ma del partito di Schlein, nocciolo duro di un movimento che non ha nulla da spartire con l'apparato del vecchio PC, ma che in qualche modo ne raccoglie l'eredità ideologica, senza però alcun comitato centrale che ne detti la linea. Il nuovo PDS è un partito ego riferito, dove non vige il centralismo democratico, ma dove a comandare solo il segretario e la sua ristretta cerchia. Si spiega così la marcia zig-zag degli ultimi mesi, che ha visto quanto resta del Partito Democratico procedere come se avesse perso il controllo e unirsi all'ala estrema della sinistra. Qui vedete, no, la armata Brancaleone, in alto è Elly Schlein, a destra lo scrittore Monio Vadia con Beppe Grillo, scusatemi, e in basso la piazza e il leader Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte e anche con Monio Vadia con le sue posizioni estreme, no? Perché noi l'abbiamo sempre detto, io l'ho ripetuto anche a costo di prendere le critiche, se non si fa come ha scelto anche la Lega di mandare comunque delle armi per la difesa, pur sapendo la difesa dell'Ucraina, pur sapendo tutto quello che è successo e ce lo siamo ribaditi, no? Dal 2014 in poi praticamente si acconsente a che si possano, no, fare queste violazioni della sovranità territoriale impunemente, che uno Stato decida di farsi giustizia da solo invadendo così un altro Stato, quello che appunto è successo lo scorso febbraio del 2022 con l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Quindi Grillo ritorna per delirare, passamontagna e brigate di cittadinanza, vi dicevo, il comico inneggia il reddito universale flirtando con gli anni di piombo, la Lega dura, il capo dei Dem si deve dissociare. Questo di Sarina Biraghi dalla prima pagina e vi stavo dicendo. Infatti il commento proprio che viene dalla Lega, parole durissime, vi leggo solo questo paragrafo della conclusione, parole durissime che non sono andate giù alla maggioranza, gravi, sconcertanti, inaccettabili, le ha definite la Lega. Parlare di brigate di cittadinanza e passamontagna per invitare i cittadini a reagire evoca pagine drammatiche, prosegue la nota. Ci chiediamo se anche Elly Schlein sia pronta a indossare il passamontagna. Si dissoci. E poi invece la riflessione di Carlo Freccero che ricorda il suo rapporto con il Cavaliere, gli esordi con la TV commerciale, io rivoluzionario, lui imprenditore, ma uniti dalla passione visionaria. Da ex sessantottino non capivo la sua caccia ai quattrini, però prima a Telemilano e poi alla Senc mi ha regalato la possibilità di intrecciare cultura e TV commerciale, una libertà che mi manca e che oggi manca al paese. E qui il ricordo anche di quegli anni che comunque erano dominati, no, dal reganismo, dall'edonismo, dalla mentalità appunto yuppie. Comunque li si voglia giudicare, quegli anni sono per l'Italia non sono gli anni del benessere materiale, della Milano da bere e dei consumi, ma anche e soprattutto gli anni di una sorta di vitalità e di egemonia culturale. Dettava la linea in ambiti di tendenza e creatività come la moda, la pubblicità, il design, il marketing. Da un lato l'Italia si allinea ai diktat del pensiero consumistico americano, che sostituisce il fare al pensiero critico, il capitale economico al capitale culturale europeo. Dall'altro però lo fa con uno stile e una creatività propria, imponendo il gusto italiano nel mondo, e si realizza un piccolo miracolo. L'Italia esce dai suoi confini, insegna agli altri a fare televisione, moda, stili di vita. Sono stato testimone di questo miracolo quando come direttore della Senc ho dovuto esportare la televisione commerciale in Francia. Io stesso ero in parte critico verso il gusto prevalente nelle televisioni berlusconiane. In realtà tutta la mia formazione è stata francese, perché sulla filosofia francese, dall'esistenzialismo a Foucault, ho costruito il mio percorso universitario.
rivoluzionario. Ecco, il cavaliere gli disse a Freccero: mentre voi inseguivate la rivoluzione, io mi davo da fare per diventare come Paperon de Paperoni. Berlusconi aveva una naturale propensione per lo spettacolo popolare, varietà, commedia all'italiana, serie americane di successo. Io come cinefilo cercavo di inquadrare ogni prodotto in un genere e metterlo tra virgolette, facendo ricorso alla memoria storica. Non a caso Berlusconi mi assunse dopo che avevo catalogato per generi cinematografici il catalogo Titanus da lui acquistato in blocco. Questo duplice piano di lettura, spettacolo popolare, inquadramento culturale del prodotto funzionò benissimo, perché ci permise di lavorare in Francia in un contesto più sofisticato. E poi mi avvio qui alla conclusione, il racconto della rottura o comunque del momentaneo allontanamento da Silvio Berlusconi. Qui vabbè, il racconto di questo aneddoto di uno degli incontri, quello per cui appunto, no, vi dicevo prima, c'era Berlusconi che diceva: voi volevate fare la rivoluzione sessantottina, ma in realtà io stavo cercando di diventare zio Paperone. E poi c'è un secondo elemento che ci separava e che avrebbe continuato a perseguitarmi anche quando ero ormai in Rai. Berlusconi intervenne con il famoso editto bulgaro. Io nei confronti della censura ho una sorta di allergia naturale, prosegue Freccero, non la tolleravo e non la tollero. Penso che un mezzo di comunicazione abbia come obiettivo, come vocazione, la divulgazione della verità, ma oggi con la saggezza dei miei anni capisco che si tratta di un'utopia. La televisione costa, finanziamenti e censura sono sinonimi. L'imprenditore finisce per piegarsi sempre alla censura per salvare l'azienda, e sulla censura il nostro rapporto si interruppe. Il mio allontanamento dalla Fininvest avvenne all'epoca di Mani Pulite. Io volevo fare TV Verità. Il CAF, cioè Craxi, Andreotti e Forlani, la politica dell'epoca, pretendeva appoggio dalle televisioni berlusconiane. Il secondo grande scontro avvenne con l'editto bulgaro, che mi sollevò per anni da ogni mansione Rai e si concretizzò anche in una serie di cause di risarcimento milionarie da cui poi fui integralmente assolto. Subì un ostracismo totale perché rimasi per anni demansionato. Molti compagni di sventura di allora si sono bloccati emotivamente e a quel momento e portano ancora rancore. Ma io ho dimenticato tutto quando ho potuto accedere alla nuova avventura delle televisioni digitali. Mi sono idealmente riavvicinato a Berlusconi, anche se tra noi non c'è più stato nessun contatto dopo il colpo di Stato del 2011. E qui la precisazione: dopo il governo Monti l'Italia è precipitata in una voragine da cui difficilmente sarà in grado di risollevarsi, perché il suo futuro è già tracciato. Mi sono ricordato allora che il Berlusconi delle origini si proclamava vittima di poteri forti che non riuscivo in quel momento a concepire. Lui era l'uomo più ricco e più potente del paese. Cosa voleva di più? In realtà il conflitto di interessi di Berlusconi, che noi critici combattevamo come ingerenza scandalosa nella politica, non era niente rispetto al totalitarismo mondiale in cui oggi tutta l'informazione è in mano a 5 grandi gruppi mediatici, a loro volta proprietà delle grandi corporation del World Economic Forum. Di fronte a questo mondo inumano, a questa propaganda totale, gli anni di Berlusconi ci appaiono oggi in una nuvola vintage, e quindi come la Rosabella di Citizen Kane, lo slittino della sua infanzia rinchiuso in una palla di vetro. E prima di morire Berlusconi stesso ha compiuto un gesto di nostalgia verso quel passato. Prima del ricovero al San Raffaele ha chiesto di essere portato a Milano 2, la città ideale da cui partì la sua fortuna imprenditoriale. Bello questo ricordo. E poi vedete qui riferimento ai sondaggi, perché il popolo di Silvio spinge il partito, che sale del 3,5%. La scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi dà un forte impulso elettorale a Forza Italia, come una sorta di chiamata alle armi dei suoi sostenitori. Secondo quanto emerge dal sondaggio di Retecne, elaborato sulla base delle risposte a 1000 interviste effettuate il 16 giugno, Forza Italia guadagnerebbe bene il 3,5% e salirebbe all'11,8%, calo per Fratelli d'Italia, che resta comunque sempre primo partito nelle preferenze degli italiani, ma perde uno 0,5%, scivolando sotto il 30% della scorsa settimana per attestarsi al 29,5%. Qui vedete sale anche comunque la fiducia per il governo Meloni, la quota di chi l'apprezza arriva a un tondo 54%, più 0,5%, lieve la risalita del PD di Elly Schlein, che guadagna uno 0,2% e si attesta al 19,8%, sale ovviamente anche la Lega, qui riportata appunto all'8,4%, 0,6%, ma va anche detto che altri sondaggi ultimamente la davano già al 10%, quindi ritornata a doppia cifra. E allora andiamo avanti con questa parte, o meglio chiudiamola. Ecco qui
per liberare un palazzo, scusate, è arrivato avanti, per liberare un palazzo serve un rapimento, la riflessione di Mario Giordano che stavamo già leggendo dalla prima pagina, l'immobile occupato a Firenze dove è maturato il sequestro di una bambina di 5 anni è stato finalmente sgomberato, fuori dal coro aveva inutilmente denunciato il racket dei posti letti al suo interno e adesso tocca a tutti gli altri covi. Vedete qui il pugno duro, le forze dell'ordine durante il blitz nell'ex Hotel Astor a Firenze. Per le istituzioni è molto più comodo chiudere gli occhi e ignorare la realtà. Il diritto a un tetto non comporta l'impunità per i reati commessi e ci sarebbe ancora molto da dire, da leggere di questo articolo di Mario Giordano, ma andiamo avanti. Nardella qui che fa l'eroe, merito nostro, ma il comune non ha mai fatto nulla. Questo è l'articolo di Fabio Amendolara, nuovo sopralluogo nel garage, ora le indagini si spostano sulle tracce del DNA di Cata. Qui vedete chi l'ha vista, una foto della piccola Cata rapita a Firenze. E poi l'articolo di Alain de Benoit, il grande pensatore della nuova destra francese, l'Occidente è ormai un ospizio per depressi, pubblicato in Italia l'atto di accusa di Limonov contro le società liberali che ormai assomigliano a un sanatorio gestito dalle autorità pubbliche, popolato, come dicevamo prima, non più da cittadini ma da pazienti che tirano avanti solo grazie a sedativi e tranquillanti. Esce finalmente in italiano proprio la Disciplinarni Sanatori, l'opera di Edward Limonov, uscita in Russia dopo la fine del comunismo e tradotto ora da Bietti con il titolo di Grande ospizio occidentale. Si tratta di un atto d'accusa dell'eclettico e provocatorio scrittore russo contro la decadenza occidentale e contro una società ormai priva di qualsiasi slancio vitale. Curato da Andrea Lombardi, il libro ospita una prefazione dell'intellettuale francese Alain de Benoit che traccia una panoramica sulla vita e l'opera di Limonov. Riproduciamo il testo di de Benoit per gentile concessione dell'editore. Anche qui ci sarebbe molto da leggere, da commentare. Voglio però con voi leggere, ecco, le parole che disse anche per esempio il grandissimo scrittore dissidente russo, l'autore appunto proprio dell'Inferno Gulag, Solzhenitsyn. Ecco qua, viene in mente ciò che Solzhenitsyn disse agli studenti di Harvard: vengo da un paese, l'autore appunto di Arcipelago Gulag, vengo da un paese in cui non si poteva dire nulla e scopro un mondo in cui si può dire tutto senza che ciò serva a nulla. E allora vi leggo qui la conclusione. Tutti i grandi scrittori finiscono male. Nell'introduzione al suo libro dell'acqua, scritto in prigione, si chiede quali siano state per lui le cose essenziali. Limonov ne ha scoperte solo due: la guerra e le donne. Nel maggio 2019 torna a Parigi per l'ultima volta, desideroso di portare il suo sostegno ai gilet gialli. È già molto malato, ma continua a bere sempre, bruciato da quella stessa fiamma che lo ha tenuto in piedi per tutta la vita. Più anti-americano che mai, si dichiara solidale alle repubbliche indipendenti del Donbass e approva l'annessione della Crimea. Continua a pubblicare a tutto spiano. Muore il 17 marzo 2020 a Mosca all'età di 77 anni. Questa morte di cancro nel bel mezzo di una pandemia è stata la sua ennesima provocazione, ha scritto Slobodan Despot. Limonov era fiero di essere sempre stato dalla parte sbagliata, fiero di essere sempre stato libero. E qui vedete nel testo di Alain de Benoit si ripercorre comunque la sua carriera, gli inizi e anche comunque proprio il suo passato negli Stati Uniti, no? Quando comunque aveva svolto anche lavori più umili, si era mantenuto ed era venuto a contatto con circoli, ambienti culturali comunque vivaci e è stata sicuramente una carriera intellettuale molto vivace la sua. E poi vedete qui, a proposito invece della RAI, il TG1 prova a rimediare flop della Maggioni, questo articolo di Giorgio Gandola, il neodirettore Chiocci punta a valorizzare i giornalisti interni, da domani nuovo spazio di informazione mattutino dalle 7:30, si parte con Elon Musk. E chiudiamo questa parte di rassegna stampa sulla Verità con invece l'articolo proprio di Marcello Veneziani, sempre per la sezione Pensiero Forte, l'articolo sulla figura di Blaise Pascal. Qui vedete la scommessa del cuore di Pascal è un antidoto al nichilismo moderno. Precoce genio matematico, antisociale e misantropo, ci insegna che è meglio puntare sull'esistenza di Dio. Se la vita è sofferenza, affrontiamola dando voce allo spirito interiore che ci distingue dall'automa di Cartesio. Qui
qui vedete, no, c'è anche la ricostruzione di quella che è stata la sua filosofia, o meglio, lui non è che elaborò un sistema filosofico vero e proprio, non scrisse trattati, ecco, in filosofia non scrisse teorie e trattati, ma pensieri sparsi. Burlarsi della filosofia è veramente filosofare, che erano in realtà un'apologia del cristianesimo. Sui temi teologici pubblicò con uno pseudonimo le brillanti lettere provinciali di grande successo editoriale, che gli furono attribuite solo post mortem. Pascal fu l'anticartesio, scusatemi, che a suo dire aveva reso irrilevante Dio, ridotto a colui che aveva dato solo quel colpetto per mettere in moto il mondo, e poi si era reso superfluo, lasciando il mondo al cogito cartesiano. Allo spirito di geometria cartesiano, lui, gran genio della geometria, oppose lo spirito di finesse, l'esprit de finesse, lo spirito intuitivo fondato sulle ragioni del cuore, perciò fu considerato precursore del romanticismo. L'uomo per lui è spirito, dunque genio e creatività, ma è anche automa, nel senso che vive di abitudini, di meccaniche e ripetizioni. La forza della consuetudine riguarda pure la fede. Fu il primo critico ante litteram dell'edonismo moderno, vide nel divertimento la prima forma di alienazione, distrazione e perdizione per non affrontare le verità della vita, della morte, di Dio e del mondo. L'io va odiato, diceva, è ingiusto in sé in quanto si fa il centro di tutto ed è incomodo agli altri in quanto li vuole asservire. Pensate che una parte della sua opera fu apprezzata persino da Nietzsche, pensatore così diverso, così lontano. Qui Marcello Veneziani lo ricorda: l'uomo è una corda tesa tra il tutto e il nulla, tra l'angelo e la bestia, la miseria e la grandezza, fragile come una canna ma pensante. Esatto, proprio le parole famose di Blaise Pascal, l'uomo come canna pensante al vento. Nietzsche, che pure fu l'antitesi di un cristiano e del suo teetro-dolorismo, era entusiasta di Pascal e della sua grazia malinconica. Il suo colloquio con Gesù, diceva Nietzsche, è più bello di qualsiasi cosa del Nuovo Testamento, detto proprio dall'autore dell'Anticristo. E allora ci fermiamo per questa parte del segna stampa, perché diamo inizio appunto alle vostre chiamate, al filo diretto. C'è già una chiamata in attesa, prego. Ecco, Michele Caruso. Ciao Michele, ciao, ben risentito. Buongiorno, mi pregio di intervenire Radio per Radio 7. C'è un problema, non ti sentiamo, c'è un disturbo nella linea. Esattamente da te. Pronto? Ecco, ci siamo? Sì, adesso si sente meglio, sì, prego. Ecco, dicevo, Michele Caruso, Radio Libertà, talk radio per eccellenza, pregevole appuntamento questo di approfondimento giornalistico, molto gradevole, interessante e garbatamente condotto da te, per Vittorio Scimia. Grazie, troppo gentile. Complimenti. Grazie, ma ripeto, sono veramente superflui questi complimenti. Io devo farli sempre a voi che intervenite così spesso. Prego. Bene, dunque io vorrei porre l'accento importante. È Caruso. È stato dato il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL, disegno di legge Nordio, sulla riforma della giustizia, che sia certa e veloce. E fra le varie misure è prevista la cancellazione dei limiti. Sì, c'è per un disturbo, se puoi riprendere, magari facciamo dopo perché sentiamo veramente a scatti. Allora c'è un'altra chiamata e la facciamo sentire, prego. Poi Sono Gianni da Genova. Ciao Gianni, ciao. Allora, volevo dire due cose. Sì. Tanto per cominciare, ho guardato un attimino il funerale di Berlusconi, proprio, diciamo così, per una certa curiosità, perché volevo un po' vedere chi c'era. E devo dire che naturalmente, come fiera dell'ipocrisia, quando poi hanno inquadrato anche addirittura Karl Lerner, poi ho spento la televisione, perché è proprio una cosa che disgusta, perché c'era tantissime persone, Monti, Draghi, Gentiloni, Mattarella e compagnia, che hanno sempre cercato di rovinare, diciamo, il nostro paese, in poche parole. Tant'è vero che guarda quello che era successo nel 2011 col famoso che già il Corriere della Sera sapeva come sarebbe andata a finire con un governo legittimamente eletto,
pur con tutti i suoi difetti, e poi dove siamo caduti dal 2011 in poi con dei governi tecnici sempre gestiti dal partito perdente che è il PD, fino ai nostri giorni che purtroppo poi c'è stato il discorso dell'escalation della guerra, nella quale Silvio Berlusconi ha sempre avuto delle parole di buon senso. Io su tante cose su Berlusconi non le condividevo, anche se poi dopo, col senno di poi, si capisce che, diciamo così, in questo paese fare le cose con un certo criterio sei impedito dai famosi, diciamo così, consorterie varie che ci sono, come ho spiegato tempo fa, nella magistratura, nella Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Banca d'Italia, Confindustria, e chi più ne ha più ne metta, che sono, invece di essere dei pesi e contrappesi nella democrazia, sono degli squilibri sempre a sfavore del nostro popolo. E lui ha sempre parlato molto bene, Berlusconi, sulla politica estera, ricordiamoci Pratica di Mare, Esatto. che è stata l'apoteosi del buon senso, di cercare di mettere d'accordo, di cercare con la diplomazia e anche col sorriso di stemperare le problematiche che ci sono sempre state nel mondo. Assolutamente E questo sì. è stato fatto uno scempio non differente, perché come politica estera siamo un disastro completo, con la Meloni in testa, cioè nessuna diplomazia e soltanto dare armi a destra e a manca. E poi si pretende di fare la pace, quando si sarebbe dovuto molto antecedentemente, dato che l'Europa purtroppo non esiste, ma esiste soltanto per rovinare i popoli, aver parlato in anticipo di diplomazia, di cercare di comporre le cose, soprattutto con gli accordi di Minsk, che erano già stati belli fatti, e invece purtroppo c'è stata un'escalation che noi come cittadini italiani nella nostra Costituzione non ci possiamo interessare dei rapporti con l'estero e neppure con il fisco, che sono due materie importantissime. Ci siamo trovati adesso a rischiare la terza guerra mondiale e avere chiuso i rapporti con la Russia, che invece è uno Stato che ha sempre fatto del bene tra la Russia e l'Italia, come aveva spiegato molto bene Enrico Mattei. Nel piano il cosiddetto di Enrico Mattei, la Russia è al primo posto, se lo ricordi bene la Meloni. Altro che. Grazie Gianni. Scusa, credo che sia stato sfumato il tuo intervento. Grazie per tutti questi temi che hai sollevato. Certo, non è che sia un disastro la politica estera della Meloni, è che ovviamente stiamo aspettando i frutti, per esempio, anche delle sue visite, no, nei paesi africani, di questo piano Marshall, e soprattutto riesca a bloccare l'immigrazione. Sull'invio delle armi, io l'ho detto e infatti già sto ricevendo dei messaggi molto critici da voi, che comunque c'è stata questa invasione, no, da parte della Russia, e poi infatti ve lo leggerò, ecco, anche quelle che sono state le critiche che ho ricevuto, perché molti mi fanno notare ma basta con questa storia dell'invasione, che cosa è successo prima? Lo sappiamo cosa è successo prima: un colpo di stato, un passaggio praticamente di un regime che era filo russo, quello ucraino, a filo occidentale, e c'è stata questa espansione della NATO, la barriera della NATO, come ha ripetuto il Papa. Però questo non giustificava un'azione militare dello stesso Putin, che ci ha lasciato comunque sconcertate, e l'Ucraina in ogni caso si doveva difendere. Però hai ragione te Gianni quando dici appunto che purtroppo ci sono queste limitazioni alla sovranità, e purtroppo si sente la mancanza di Berlusconi, che riuscì a realizzare quei capolavori. Tutte le sue frasi, poi attenzione, su questa guerra in Ucraina, che erano così scomode e eterodosse rispetto alla versione unica del pensiero dominante mainstream. Infatti mi sono anche chiesto adesso cosa diranno tutti quelli che l'hanno attaccato Berlusconi per le sue posizioni di buonsenso e di pragmatismo, visto che poi era sempre così attaccato, no, per chi è amico di Putin. Ci sono tante però chiamate in attesa, prego. Allora facciamo così, facciamo sentire prima la pubblicità e poi le chiamate che sono in attesa, prego. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci dopo questa pausa pubblicitaria e allora facciamo partire, io direi, le chiamate perché sono tante in attesa, poi leggiamo anche i tantissimi messaggi che sono arrivati. Prego. Pronto, sì, buongiorno, sono Fabio da Morca. Ciao Fabio. Senti, no, io chiamo un ex militante della Lega. Sì. Ti ho ascoltato, quello che hai detto invece Berlusconi, secondo me sono d'accordo, è stato un grande, non l'ho mai votato, comunque mi è sempre piaciuto, c'è stato un accanimento della magistratura nei suoi confronti, c'è stato il colpo di Stato, tutto vero, nel 2011 quando non l'ho fatto cadere, però dobbiamo anche ricordarci che Berlusconi è quello che ha fatto il patto del Nazareno, è quello che aveva un partito al 35-40%, scende all'8%, è stato quello che ha fatto perdere le elezioni del sindaco di Roma, mettendo un suo candidato in modo che si votasse un sindaco di Roma, è stato quello che ci avevano stato le elezioni del sindaco di Milano, hanno messo lì un personaggio che stato una mentira, non mi ricordo neanche il cognome, che hanno fatto vincere Sala. Insomma, secondo me un po' di errori a livello politico li ha fatti, cioè, nonostante lo tengo un grande, però bisogna dire un attimo le cose oggettive. Ciao, grazie. Ciao Fabio, grazie. Beh sì, errori, ma chi non li fa? E poi soprattutto no, l'errore di fondo che gli viene rimproverato come politico. Abbiamo ovviamente ricordato i suoi grandi successi, capolavori di politica estera, però è il fatto stesso che lui è sceso in campo, no, come diceva lui nel 94, annunciando la rivoluzione liberale, e ci chiediamo, alla fine poi ovviamente ci sarà il giudizio degli storici più avanti, ma questa rivoluzione liberale non si è attuata, cioè non è stato un periodo come quello reganiano o della Margaret Thatcher. Ecco, sicuramente tanti interventi, tante riforme, tanti tentativi e tante anche poi lotte, contrasti che lui, opposizioni che ha ricevuto, perché pur disponendo di maggioranze ampie, soprattutto poi con il governo del 2008, ma alla fine l'opposizione è stata fortissima da parte di una certa opinione pubblica, lo sappiamo, anche gli attacchi di alcuni settori della magistratura, non è riuscito a realizzare tutto quel programma elettorale e soprattutto, no, a semplificare i rapporti tra il cittadino e la PA e a trasformare l'architettura istituzionale dello Stato, realizzare proprio questa rivoluzione liberale. Ci sono tantissimi messaggi sempre, ma anche tante chiamate, credo che alcune siano in attesa. 2, prego, le facciamo sentire. Pronto? Pronto, sì. Buongiorno. Ciao. Io parlo da Treviso. Ciao. Mi chiamo Antonietta. Non riesco a comprendere come mai il partito della Meloni è ancora primo nei sondaggi. Sta provando l'invio di armi ed è una guerra fondaia. Si è inchinata a quel pagliaccio di Zalewski, il quale non vuole la pace. È tutta moina e abbracci con questo Zelensky, con Biden, con questi Stati Uniti che devono mettere, sono come il prezzemolo, devono comandare tutti loro. Cioè io dammi una risposta per cortesia, perché io veramente non mi do pace, grazie. Grazie, sì, effettivamente è una domanda interessante la tua, sicuramente che invita a riflettere, perché vediamo i sondaggi, effettivamente gode di questa popolarità, però ad esempio io quello che posso registrare con la nostra porzione, noi che comunque facciamo la nostra audience sui 100.000 spettatori, e vedo che c'è anche dai messaggi che ci arrivano, dalle chiamate, no, una larghissima fetta di opinione pubblica che per esempio è contrarissima all'invio di armi in Ucraina, no? Infatti continuo a vedere i messaggi che ci arrivano, poi magari li leggiamo con calma e li analizziamo, no? Mi viene anche rinfacciato, ma tu ripeti la versione mainstream. No, io difendo anche quella che è la posizione della Lega, cioè la Lega, lo sapete in questi anni quanto è stata attaccata, perché comunque l'ammirazione che veniva nutrita anche da parte della nostra leadership nei confronti di Vladimir Putin, vi ricordate che fu siglato anche l'accordo con Russia Unita, e allora chiediamoci anche perché la Lega ha cambiato idea, se vogliamo, no? Sembra con un'inversione a U, no,
perché comunque pur sapendo tutto quello che c'era dietro, la violazione degli accordi di Minsk, il fatto comunque che una minoranza russofona venisse oggettivamente perseguitata, e sappiamo anche stragi, fatti che sono stati gravissimi, delle violazioni, però di fronte al fatto dell'invasione non si può non cambiare idea, come ha fatto anche Matteo Salvini. Subito ha capito quello che stava succedendo, prendendo anche le critiche feroci, gli insulti. Vi ricordate quando era stato anche in quel comune polacco al confine proprio con l'Ucraina? E ci fai una domanda: perché comunque, se l'opinione pubblica per esempio sul fatto della politica estera è così contraria all'invio delle armi, se Zelensky è così inviso, vi ricordate che addirittura Zelensky poi alla fine non fu fatto nemmeno intervenire in collegamento con il Festival di Sanremo? Cioè ci si rese conto che oggettivamente all'opinione pubblica questo personaggio non piaceva, non piace, e fu praticamente cancellata la possibilità dell'intervento e si lesse soltanto questo suo messaggio. E allora effettivamente è una domanda a cui sinceramente non so dare risposta. Probabilmente la risposta è questa: c'è un elettorato molto fluido, molto volatile, l'ha detto, l'ha scritto anche Francesco Giubilei, il nostro ospite, vi facciamo sentire dopo la sua intervista, il quale, questo elettorato che è poco informato magari su determinati temi, valuta in base a quello che è il carisma, la capacità, il liderismo, e comunque oggettivamente magari la Meloni su tanti temi si sta muovendo bene, però ripeto, c'è una parte dell'opinione pubblica che la critica per questa posizione sulla guerra, e anche per esempio per la promessa mancata del contrasto all'immigrazione illegale. Aveva promesso il blocco navale, non lo sta realizzando, e quindi magari ci si potrebbe immaginare un travaso di voti da Fratelli d'Italia a Lega, visto comunque i distinguo della Lega, le altre sfumature su questi temi, però non accade. Probabilmente c'è una luna di miele, probabilmente c'è ancora l'effetto carro del vincitore, c'è la leadership, il carisma della Meloni, e infatti molti hanno anche affermato, penso per esempio all'intervista di ieri sul Tempo di Rampelli, che ormai l'eredità politica di Berlusconi, se non altro per la leadership, l'entusiasmo che riesce a muovere. Questa è la mia risposta. Scusate se mi sono dilungato, perché credo ci sono altre chiamate in attesa, vero? Una, prego, scusate per l'attesa. Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, prego. Semplicemente perché l'opinione pubblica ha capito che Zelensky è la testa di legno in mano agli Stati Uniti per contrastare la Russia, ma non era di questo che volevo parlare, nonostante i media cerchino di nasconderlo. Io invece volevo parlare della sinistra. Sì. C'è un importante componente di sinistra, e lo si è visto ieri nella manifestazione alla quale ha partecipato la Schlein con Conte, Beppe Grillo e tutta quella marmaglia, che non ha abbandonato la lotta di classe, perché uno che viene a dire mettetevi il passamontagna e fate le brigate di cittadinanza a rispolvere alle brigate rosse, e noi sappiamo perché le abbiamo vissute. Io c'ero, tu sei giovane, no, ma io da bambino c'ero, certo. Quell'epoca l'abbiamo vissuta. La cosa ridicola nella tragedia è che a sobillare è un miliardario, perché Grillo non è un operaio, non sa nemmeno cosa voglia dire essere un operaio, e la Schlein non è un'operaia, nemmeno lei sa cosa voglia dire essere un'operaia. Purtroppo la sinistra negli anni 50, 60, 70 inneggiava contro i padroni e lottava per rendere migliore la vita delle persone, per rendere migliori i livelli di vivibilità, di vita, insomma, migliorare e portare il benessere. In questo momento invece io temo che stia facendo il gioco contrario, perché nascondendosi sotto la bandiera dell'ecologia sta togliendo o vorrebbe togliere, e questo lo vediamo in Europa, tante cose che oggi sono alla portata di tutti, perché io voglio vedere se dovesse venire l'auto elettrica con la cancellazione delle auto a combustione, col motore a combustione, quanta gente se la potrebbe permettere. Voglio vedere quanta gente si potrà permettere, io compreso, di ristrutturare, di avere 60, 70, 100 mila euro per ristrutturare la propria casa come vogliono loro. Voglio vedere tra qualche anno chi potrà cambiare la caldaia perché quella a gas non va più bene, ci vuole la caldaia, il termoconvettore che costa molto di più e le bollette saranno molto più care. Quindi la sinistra sta togliendo alle persone lo stile di vita di oggi per riportarle allo stato in cui eravamo 100 anni fa, dove soltanto i ricchi potevano avere una macchina perché l'altra gente andava a piedi o in bicicletta,
dove soltanto i ricchi potevano avere la casa e gli altri vivevano in affitto e via discorrendo. Quindi ci stanno riportando indietro di 100 anni, magari come si vive in Sud America. Questa, signori, è la sinistra, il potere, vuole il potere per dominare le masse e renderle praticamente schiave. Questo è quello che penso io, e noi come Lega abbiamo il dovere di denunciare queste cose. Poi chiudo, perché ci attende una campagna elettorale e io mi rendo conto che la gente, queste cose, tantissima gente non sa cosa sia, non sanno quello che sta succedendo in Vero. Europa di quello che noi parliamo. Ciao, grazie. Grazie per il tuo intervento. Verissimo quello che dici, che poi alla fine c'è poca informazione, anche magari per questo, no? Magari ci può essere un apprezzamento per altri leader piuttosto che altri, e effettivamente poi l'elettorato si muove così sulla base di questi sentimenti volatili. È giustissimo anche quello che hai detto a proposito dei costi, no? Che bisognerà sostenere proprio per questa rivoluzione green, se passeranno tutte queste misure, e questo significa proprio che insomma veramente no, dovremo sborsare noi questi quattrini e poi tornare ad praticamente a un passato del genere, con questa forte decarbonizzazione. Io prima di far sentire l'intervista però Francesco Giubilei volevo leggervi dalla pagina Facebook del nostro capitano Matteo Salvini proprio questo post sul funeral party per Berlusconi. Siamo arrivati a questo livello veramente assurdo. Qui il capitano scrive: Bologna, funeral party per Berlusconi di un collettivo in uno spazio comunale, spuntano le foto di una macabra bara, il sindaco Lepore PD non commenta, disgustosi e vigliacchi, ma peggio di loro chi tace o li difende. È veramente vergognoso. E poi anche questo sulla pagina Facebook di Matteo Salvini: tanti incidenti derivano dalla distrazione di chi usa il cellulare alla guida, dove non arriva il buonsenso servono più controlli e norme più stringenti, nessuna tolleranza, la vita è sacra. E qui riferimento, vedete, all'ANSA, DDL sulla sicurezza stradale. Salvini: ho chiesto una stretta sul telefono alla guida, entro la prossima settimana porteremo come promesso il disegno di legge sulla sicurezza stradale, lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. E allora facciamo sentire l'intervista a Francesco Giubilei. Io però volevo con voi prima recuperare dalla pagina Facebook della nostra radio, così vi faccio vedere anche il nostro post, ecco qua, così possiamo fare la condivisione. E allora ascoltiamoci il nostro ospite. Oggi per Radio Libertà in collegamento con noi Francesco Giubilei, già nostro ospite per Radio 7, lo ricordiamo, presidente della Fondazione Tatarella e del Movimento di Idee Nazione Futuro, collabora con il giornale, già consigliere del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Grazie Francesco per essere qui con noi, è sempre un privilegio poterti avere come ospite. Grazie a voi per l'invito. Grazie Francesco. Innanzitutto precisiamo subito che oggi sei in Svezia, vero? Infatti sei intervenuto alla Young Leaders Academy nel panel sul conservatorismo verde, proprio su invito di New Direction e Oikos. Come è andato questo incontro e quali sono state le conclusioni? Ma oggi sono in Svezia intervenendo su un tema importante come quello dell'ambiente, visto da una prospettiva conservatrice e identitaria, anche in vista delle elezioni europee del 2024. La tematica ambientale sarà infatti una delle tematiche centrali per le elezioni europee, dal momento in cui il Green Deal, che è stato approvato nel 2019 dalla Commissione europea, dall'attuale maggioranza a guida dei partiti socialdemocratici, è evidente che deve essere rivisto in parte del suo impianto, nel momento in cui sono state realizzate una serie di direttive, su tutti cito quella sulla casa e la direttiva in particolare che sancisce lo stop al motore endotermico entro il 2035, che vanno a colpire i cittadini e le imprese europee. Quindi l'auspicio che il voto del 2024 possa creare una nuova maggioranza che unisca i partiti dei Democracy, delle CR e del PPE, ed è chiaro che nel momento in cui avverrà un voto che porterà una maggioranza alternativa al Parlamento europeo, bisognerà immediatamente mettere mano al Green Deal e farlo con una prospettiva di conservatorismo verde che tenga in considerazione, oltre ai temi dell'ambiente, anche le esigenze di carattere socio-economico. Assolutamente sì. E invece Francesco, appunto, è morto Silvio Berlusconi, un gigante dell'imprenditoria, della comunicazione, della politica. Ti chiedo subito qual è la sua eredità politica e soprattutto chi la raccoglierà. Sei d'accordo ad esempio con Fabio Rampelli
esponente di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera dei Deputati, che nella sua intervista di oggi per Il Tempo ha affermato: direi che l'ha già raccolta per giudizio inappellabile dei cittadini italiani, che le hanno tributato un consenso straordinario, Giorgia Meloni. Io credo che fino al 2024, fino alle elezioni europee del 2024, non ci saranno grandi scossoni, ci saranno senza dubbio delle discussioni anche interne a Forza Italia, che peraltro sono già incominciate, e anche all'interno del centrodestra. Va tenuto in considerazione anche il lavoro che probabilmente farà ai fianchi di Forza Italia Matteo Renzi, quindi il terzo polo, cercando anche di erodere parte del consenso di Forza Italia, o comunque parte dei parlamentari, delle figure anche sui territori che appartengono a Forza Italia. Detto ciò, credo che il partito comunque rimarrà unito almeno fino alle elezioni europee del 2024. Poi è evidente che siamo di fronte a un fatto abbastanza epocale per la politica italiana. Silvio Berlusconi ha rappresentato un uomo che può piacere o meno, ma non si può negare il fatto che abbia rivoluzionato la politica italiana, che abbia rivoluzionato anche la televisione italiana, che abbia rivoluzionato il modo di comunicare, e anche abbia avuto l'intuizione, insieme anche a Pinuccio Tatarella, di ideare il centrodestra che nasce nel 1994, e oggi a quasi 30 anni di distanza c'è ancora un governo che si basa su quell'intuizione di Silvio Berlusconi, quindi c'è ancora un governo di centrodestra. Nel momento in cui viene meno una figura così carismatica, così importante, significativa per la storia italiana, è chiaro che si chiude sotto alcuni punti di vista un ciclo e se ne apre probabilmente uno nuovo, che fa sì che si debba trovare anche una figura che possa guidare Forza Italia. Ci sarà un congresso probabilmente nelle prossime settimane. Ad oggi c'è Antonio Tajani, ministro degli esteri e vice premier, che guida Forza Italia, però il punto è anche di capire quale sarà poi il posizionamento di quell'elettorato che votava Forza Italia negli ultimi anni, ma che anche in passato ha votato per una porta liberale. Assolutamente sì, ecco, tu hai accennato anche alle prossime elezioni europee e di questo tema hai parlato anche su Coffee Break, sulla 7 di Andrea Pancani, e ti chiedo, secondo te è davvero realizzabile questa alleanza europea tra i popolari e i conservatori e riformisti della Meloni, e soprattutto quale sarà il loro rapporto con il gruppo Identità e Democrazia, che visto come oltranzista, gruppo al quale aderisce la Lega, Salvini, per poter partecipare a questa futura coalizione europea, dovrà lasciare alleati considerati scomodi come la Le Pen o Alternativa per la Germania? C'è un primo punto che riguarda i numeri, ovvero bisogna capire quale sarà l'esito delle elezioni europee e se ci saranno i numeri per immaginare e pensare una maggioranza alternativa, che probabilmente solo PPE e DCR non saranno sufficienti. I numeri, servirebbe anche l'appoggio di una parte di Identity Democracy e l'appoggio anche di una parte dei liberali. Da questo punto di vista diventa importante capire il risultato in delle nazioni importanti come per esempio la Francia, perché in Francia c'è da un lato il partito di Emmanuel Macron, che per quanto in crisi comunque otterrà un buon risultato, e dall'altro lato c'è Marine Le Pen che otterrà anch'essa un risultato significativo al gruppo di immaginare una maggioranza al Parlamento europeo che non tenga in considerazione i parlamentari, gli europarlamentari che verranno eletti in Francia, che in termini numerici sono i secondi a livello europeo. Poi c'è anche il tema della Spagna, capire se Vox e il Partito Popolare potranno stare insieme all'interno di una stessa maggioranza, una difficoltà più superabile nel momento in cui già in alcuni territori, e vedremo poi quale sarà l'esito delle elezioni spagnole di luglio, comunque governano insieme. C'è poi lo scoglio di capire, sempre connesso al tema francese, se il Rassemblement National si potrà alleare con alcuni partiti dell'Est Europa, penso in particolare ai polacchi, a causa sempre del tema della guerra in Ucraina e delle posizioni storiche diverse nei confronti della Russia. Lo scenario quindi non è facile, al tempo stesso però non è impossibile riuscire a trovare una maggioranza, e citavamo poco fa la Svezia e anche la Finlandia
Finlandia sono da questo punto di vista due nazioni che rappresentano, anche come ovviamente l'Italia ha visto l'esito delle elezioni politiche nel nostro paese di settembre, però rappresentano la Finlandia e la Svezia, due paesi scandinavi che erano governati dalla sinistra o comunque dalla socialdemocrazia, e oggi invece sono guidati da dei governi, dei partiti anche a trazione conservatrice, e quindi questo può far ben sperare per un cambio di rotta non solo nei singoli paesi ma anche a livello europeo. Assolutamente sì, e poi appunto ne hai parlato anche te recentemente proprio sul giornale. È avvenuto questo voto abbastanza singolare proprio nella Commissione Ambiente dell'Europarlamento, Esatto. dove deputati dei popolari, addirittura alcuni liberali, hanno votato sia al gruppo dei conservatori riformisti e sia al gruppo proprio di Identity e Democracy, con questa mozione che ha rigettato, no, la cosiddetta legge sul ripristino della natura, voluta proprio dalla Commissione europea, che sappiamo così ecologista, oltranzista su questi temi. Esatto, e noi in Italia purtroppo molto spesso non teniamo in sufficiente considerazione quanto avviene a Bruxelles, Strasburgo, comunque più in generale nelle istituzioni europee, quando in realtà può piacere o meno, ma così è, la politica contemporanea è sempre più influenzata dalle decisioni che avvengono a Bruxelles, tant'è che il cosiddetto Green Deal che abbiamo già citato nasce proprio dalla volontà della Commissione europea. Se quindi noi non superiamo, non scardiniamo un po' quella mentalità che fino a qualche anno fa faceva sì che mentre le nazioni straniere mandavano all'Europarlamento le figure migliori, in Italia talvolta veniva mandato a Bruxelles delle figure che non avevano poi più spazio all'interno della politica, del contesto politico nazionale, e questo per anni si è rivelato poi un errore, perché per l'appunto l'Unione Europea incide sempre di più anche nella vita nello stile di vita, nelle decisioni dei singoli paesi, nel momento in cui il tema della sovranità nazionale si è, ai noi, sempre più affievolito su tanti dossier, e cito in particolare il dossier economici, e quindi questo fa sì che sia necessario che a Bruxelles ci sia una rappresentanza dei partiti italiani, che sia una rappresentanza in grado di fare in modo che determinate istanze a favore dell'interesse nazionale possano essere portate anche sui tavoli europei. Se non si riesce a capire che è necessario un cambio di passo anche nell'ottica del recovery fund, che è sempre bene ricordarlo, è per 2/3 costituito da dei fondi che ci vengono prestati e quindi non sono dei fondi che ci vengono dati a fondo perduto, solamente un terzo, diventa necessario che vi sia anche chi è in grado di trattare nel modo più corretto con le istituzioni europee, diventa necessario che vi sia chi è in grado di capire quello che accade a livello europeo, e da questo punto di vista il voto che citavamo poco fa in Commissione Ambiente su una parte, su una componente, sulla cosiddetta legge della natura, che è una componente del Green Deal, è significativo perché nonostante il voto sia stata rigettata la mozione avanzata dal Partito Popolare Europeo, che chiedeva per l'appunto una revisione di questa legge sulla natura, però sia stato un risultato di parità, 44-44, ed è un risultato che è significativo perché per la prima volta su un voto importante, era già avvenuto in altre commissioni, però in Commissione Ambiente su un voto del genere significativo, per la prima volta ci sono delle prove generali per una maggioranza alternativa, che è quanto poi potrà accadere eventualmente il prossimo anno se ci sarà un cambio di maggioranza. Chiaro, chiarissimo. E invece, Francesco, cambiamo argomento e parliamo del tuo ultimo libro, Gli intellettuali di destra e l'organizzazione della cultura. Questo pamfletto sostiene la tesi secondo cui alla destra non manca una propria cultura, che anzi è stata sempre rappresentata da importanti voci e scuole di pensiero, bensì mancherebbe, ecco, l'elaborazione di una politica culturale che, al contrario, la sinistra, proprio attuando la lezione gramsciana, è riuscita a sviluppare. Credi adesso che con un governo di centrodestra proprio stabile come quello della Meloni sia finalmente arrivato il momento di realizzare questa politica culturale?
Sì, la tesi del mio pamphlet Intellettuali di destra nell'organizzazione della cultura, che gli ascoltatori più attenti avranno capito essere già dal titolo una ripresa delle idee, delle tesi di Antonio Gramsci. Gramsci scrive Gli intellettuali, l'organizzazione della cultura, e volutamente ho ripreso questa espressione di Gramsci, aggiungendoci però la parola destra, proprio per significare come sia necessario che il mondo della destra, il mondo conservatore, il mondo identitario, utilizziamo il termine che vogliamo, ma al netto della categoria l'area di pensiero, l'area culturale che si può sintetizzare nel termine, nel concetto di destra. Poi non bisogna parlare di una singola destra, Pezzolini lo spiega, ma di tante destre. Però è necessario che il mondo della destra, il mondo delle destre, inizi a comprendere che avere una proposta culturale basata su delle idee, su dei valori, su delle opere, su dei pensatori che per l'appunto sono esistiti e continuano ad esistere tutt'oggi, non è sufficiente se non viene unito a una organizzazione della cultura, a una politica culturale. E su questo bisogna dire che la sinistra negli anni, nei decenni passati, è oggettivamente stata più brava. Lo ha fatto da un lato portando per l'appunto avanti delle istanze positive nei confronti di idee, di valori progressisti. Intendo dire che lo ha fatto portando idee in linea con una visione progressista della società, ma dall'altro lato lo ha fatto in modo negativo, quindi cercando di creare un cordone sanitario. Questa è un'espressione che è stata coniata dal professor Pedullà, nei confronti non solo di tutti quei pensatori, quelle figure che si riconoscessero nel mondo della destra e quindi apertamente si definissero conservatori o legati a una visione che per l'appunto può essere sintetizzata in quella del mondo delle destre, ma lo ha fatto anche nei confronti di tutti coloro i quali non si definivano di sinistra. Quindi per tanti anni il solo fatto di non appartenere al mondo progressista, il solo fatto di non aderire a quell'area politico-culturale era bastevole per fare in modo che si venisse esclusi, non venissero dati spazi, riconoscimenti, non venisse creato quel contesto culturale che potesse garantire il cosiddetto pluralismo. Ecco, oggi diventa fondamentale fare in modo che invece questo pluralismo sia centrale all'interno di una proposta culturale, nei grandi eventi, nelle grandi manifestazioni, nelle fondazioni, nei think tank, in tutti quel sistema anche talvolta di potere, cito il cosiddetto spoil system, che faccia in modo vi possa essere da qua ai prossimi anni un cambio di paradigma proprio sui temi culturali. Assolutamente sì, e hai magari già iniziative in programma, vero, di presentazione di questo testo, magari convegni, dibattiti, prevedi, ecco, anche interventi, presumo televisivi magari. Sì, noi organizzeremo in particolare dopo l'estate due grandi iniziative. Una sarà il 29 e 30 settembre a Roma, la seconda edizione di Italian Conservatism, evento di grande successo lo scorso anno, che ha raccolto figure e pensatori del mondo italiano e anche del mondo europeo, più in generale occidentale. Poi stiamo lavorando anche a un altro progetto sempre su Roma, che vuole essere un festival culturale di cui credo avremo occasione e modo di parlarne approfonditamente in una. Chiaro, chiarissimo. E invece Francesco, tornando a parlare di Silvio Berlusconi, ecco, tu l'hai conosciuto personalmente, sei stato più volte a Villa Gernetto all'Esmo e anche a Villa San Martino ad Arcore, e sui tuoi social hai raccontato un episodio veramente singolare di un tuo incontro con lui, un momento che oltretutto fa capire parecchio della sua personalità. Gli aneddoti sarebbero decine, ma questo in particolare è davvero significativo. Ce lo puoi raccontare di nuovo, soprattutto per i radioascoltatori che ancora non lo conoscono? Sì, quando è venuto meno Silvio Berlusconi, sono emerse tante storie, tanti aneddoti da parte di persone che hanno avuto anche la fortuna di conoscerlo in modo molto più approfondito di quanto fatto io, però ci tenevo anche a condividere, a raccontare un periodo in cui ho avuto occasione varie volte di recarmi a Villa Gernetto, ad Arcore, anche nello
studio di Berlusconi, in momenti che non avevo in realtà mai raccontato, che nascono da un'esperienza che è quella del centro studio del pensiero liberale, in cui io mi occupavo della parte editoriale, quindi curavo la parte della comunicazione e delle pubblicazioni editoriali, e ho raccontato per l'appunto sui social, ma poi ci sarebbero davvero tanti episodi, alcuni che si possono raccontare, altri meno, ma tutti comunque interessanti, e ho raccontato in particolare questo episodio anche divertente sotto alcuni punti di vista, che è stato un giorno in cui il primo incontro che abbiamo avuto con Berlusconi insieme agli altri esponenti di questo centro studi del pensiero liberale ad Arcore, a Villa San Martino, e ci siamo recati nel teatro sotterraneo che ha Berlusconi all'interno di casa sua, e sostanzialmente ognuno dei presenti doveva presentarsi al Cavaliere, e quindi ognuno di noi è andato verso il palco dove sedeva Berlusconi, dicendo il nome e cognome, da dove veniva, l'attività, e raccontandosi brevemente, finché è arrivato il momento di una persona dei presenti in sala, è andato sul palco e si è presentato dicendo: salve a tutti, salve Presidente, mi chiamo Enrico e sono un infiltrato di Magistratura Democratica. È calato immediatamente il gelo nella sala. Voi immaginate, col Presidente Berlusconi c'erano anche altre figure, tutti ci siamo guardati negli occhi dicendo: Dio, che cosa succederà? Nessuno aveva il coraggio di dire niente, e pensavamo Berlusconi, anche viste tutte le vicissitudini giudiziarie, in particolare nei confronti di quest'ala della magistratura che tutti noi ben conosciamo, pensavamo Berlusconi sarebbe arrabbiato, sarebbe andato via. In realtà è scoppiato in una fragorosa risata liberatoria anche per tutti noi, perché ovviamente una battuta che era anche ironica, tutti noi siamo scoppiati a ridere, e lì è stato significativo. Perché ho raccontato di questo episodio? Perché in un mondo in cui è capitato a ciascuno di noi di conoscere, incontrare tante persone che si prendono sul serio veramente, anche talvolta in modo esagerato, o per delle stupidaggini, si danno un tono, lì avevamo Berlusconi, una delle persone più potenti d'Europa, che ha avuto invece la capacità e la brillantezza di non prendersi sul serio. Questo è un tratto caratteristico anche della sua vita, talvolta di affrontare anche momenti difficili con quell'ironia, con quel sorriso che contribuisce poi a rendere una persona grande, a passare alla storia, come sono convinto passerà alla storia Berlusconi. Assolutamente sì, e questo fa capire anche insomma la sua vitalità, la sua giocosità, no? Come anche un po' l'ha descritta l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, nella sua omelia. E ultimissima domanda, ecco, come giudichi questo testo per il funerale appunto di Berlusconi? Perché un'omelia che non è piaciuta a Daniele Capezzone, no? Lui ha scritto i paragrafi conclusivi dell'omelia, restano freddi, duri, senza il calore di una carezza che secondo lui non si avvertiva nemmeno nel tono con cui l'omelia era stata pronunciata. Invece Marcello Veneziani, per esempio, nel suo articolo Oltre la facciata, ha commentato l'omelia di Monsignor Delpini, ha descritto perfettamente l'umanità di Berlusconi e ha espresso, ecco, con acuta delicatezza la pietà verso i felici, gli ottimisti, gli amanti della vita. Addirittura poi Rita Dalla Chiesa ha dichiarato che questa omelia sembrava scritta da lui stesso, da Berlusconi. Ma non entro nel merito e non voglio commentare, diciamo, un'omelia di un monsignore in un funerale. Credo che insomma ognuno poi possa esprimere il proprio parere, e credo che nelle questioni spirituali talvolta sia anche giusto che ognuno possa dare poi un'interpretazione diversa a seconda della propria sensibilità. Quindi da cattolico preferisco non entrare nel merito e soffermarmi invece su un evento come il funerale del presidente Berlusconi, che ha dato il giusto riconoscimento alla sua figura. Devo dire, l'unica stonatura è stata forse il fatto che sono mancati i leader europei, a parte Orban e a parte Rama, quindi il primo ministro albanese, il primo ministro dell'Ungheria. Sarebbe forse stato più opportuno che presentassero anche i leader di altri, i capi di Stato di altri grandi paesi europei, visto il contributo che ha dato Berlusconi alla politica europea. Però questa è una mia considerazione, non so se condivisa o meno. No, giustissimo, infatti è stato fatto notare insomma che mancavano questi leader
di alcuni paesi europei, e appunto a parte Orban, comunque amico e storico ovviamente, ma altri non sono venuti, ecco. Molti hanno pensato ovviamente anche a Sarkozy e alla Merkel, che avevano condiviso, no, tanti anni di governo assieme in Unione Europea. E quindi grazie mille Francesco per essere stato qui con noi, complimenti sempre per tutte le tue attività. Ricordiamo appunto che hai appena pubblicato questo tuo pamphlet, libro, Intellettuali di destra e l'organizzazione della cultura, e allora speriamo veramente di poterti risentire presto. Grazie mille a voi, alla prossima e buon lavoro. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E rieccoci qui sulle magiche onde di Radio Libertà per Radio 7. Abbiamo sentito l'intervista al nostro ospite Francesco Giubilei. Come avete ascoltato, insomma, abbiamo parlato dei tanti temi, del conservatorismo verde, del suo viaggio proprio a Stoccolma, in Svezia, per incontrare conservatori e sovranisti svedesi, ma anche appunto abbiamo sentito la sua presentazione del testo, ecco, proprio sugli intellettuali di destra. E torniamo a parlare però comunque proprio di ideologia green, di attenzione per l'ambiente e anche in generale proprio di libri da presentare con il nostro ospite di questo momento, che è appunto il dottor Salvatore Di Bartolo. Salvatore, ci ascolti? Sei in collegamento? Sì, forte e chiaro. Buongiorno Grazie. Pier Vittorio. Grazie Salvatore, è veramente un onore poterti riavere, un privilegio, e insomma ricordiamo che sei stato già nostro ospite, o meglio nostro ospite, avevamo intervistato proprio per il tuo testo La falsa rivoluzione sulla stagione di Mani Pulite. Ricordiamo un testo con prefazione di Daniele Capezzone, ma oggi noi dobbiamo parlare con te proprio di un altro testo che è appena pubblicato, che appunto riguarda questa ideologia green, questo ambientalismo estremo, appunto si chiama Overgreen, l'altra faccia della rivoluzione verde, come il gretinismo può distruggere l'economia e i capisaldi della cultura europea. È un testo con prefazione di Vittorio Sgarbi, e davvero, Salvatore, come hai riassunto te nella sinossi di questo libro, l'ecologismo sta diventando ormai la principale religione civile dell'Occidente, e perché rischia di stravolgere la nostra economia. Allora, intanto grazie mille dell'invito, Pier Vittorio, grazie dello spazio che mi stai regalando per poter parlare della mia ultima pubblicazione. Il libro è stato pubblicato l'altro ieri, venerdì 16 giugno. Mi piace ricordare che l'ho ultimato giusto il 12 di giugno, il giorno in cui è venuto a mancare il presidente Berlusconi. Per questo il libro è stato a lui dedicato, ma di questo credo che ne parleremo in seguito. Allora, il libro di cosa parla? Allora, Overgreen, l'eccesso di green. Cosa vuol dire l'eccesso di green? Allora, io voglio precisare, onde evitare fraintendimenti, che non è che sono uno di quelli che è contrario a qualunque forma di sostenibilità ambientale, ma ci mancherebbe altro. Credo che sia anche scontato. Il rispetto per l'ambiente e l'ecosistema in cui viviamo è sicuramente un valore da preservare, però sicuramente credo che in tanti casi forse si stia un tantino esagerando. Il punto è proprio quello. Credo che l'ideologia green sia un'ideologia sempre più dominante, sempre più dilagante, e in molti casi sta permeando a tutti gli effetti quelle che sono le politiche delle istituzioni comunitarie. Vedi il caso delle direttive europee sulla casa, sulle auto, ma anche sul cibo. La prima parte del libro si concentra proprio su quello, la direttiva sul blocco delle auto a partire dal 2035, così come è attuata. Io credo che quella direttiva sia un vero e proprio suicidio per quello che è il settore dell'automotive europeo ed italiano. Basti pensare che si parla di una perdita di circa 500.000 di posti di lavoro, ripeto, Esatto. 500.000 di posti di lavoro, quando in Europa
non si ha ancora la preparazione per poter affrontare una sfida così epocale. Vedi ad esempio l'impreparazione sul piano delle materie prime per poter produrre le batterie, o anche l'impreparazione per quanto riguarda lo smaltimento delle batterie elettriche. In entrambi i casi bisognerà rivolgersi alla Cina, che invece già è molto preparata e sarà il leader mondiale di questo settore, quindi capisci bene anche i rischi geopolitici che ne derivano da questa potenziale scelta. Quindi smembrare quello che è l'automotive italiano per andare a sottomettersi mani e piedi alla Cina, quello potrebbe essere uno dei rischi, no? Esatto. La stessa cosa la vediamo con la casa. Praticamente ci chiedono di ristrutturare più del 75% del patrimonio immobiliare italiano nell'arco di pochissimi anni, con una spesa che varia dai 35 ai 60 mila euro a famiglia, non esattamente bruscolini, diciamo, e senza tenere conto peraltro di quelle che sono le peculiarità del nostro paese. Il nostro paese è pieno di immobili antichi, di immobili di pregio, e poi soprattutto il patrimonio immobiliare italiano è in mano ad una folta platea di piccoli risparmiatori, quindi a costoro si imporrebbero dei costi sicuramente spropositati. Quindi ciò cosa vuol dire? Vuol dire che nei prossimi 10 anni il cittadino italiano sarà costretto a ristrutturare casa per forza di cose, sarà costretto a cambiare auto per forza di cose, però non si tiene mai conto di quelle che sono invece le capacità economiche, le possibilità del cittadino italiano. Siamo certi che da qui a 10 anni il cittadino italiano o europeo, perché io parlo anche degli altri paesi europei, mi concentro soprattutto sull'Italia, ma anche su altri paesi europei, siamo certi che da qui a 10 anni il cittadino italiano sarà nelle condizioni di poter ristrutturare case, di poter cambiare la propria automobile? Non lo so, non credo, la vedo molto dura, ma non solo, dopo c'è tutto l'attacco spropositato a quello che è il Made in Italy, con il Nutri-Score, con le etichette sui vini, con la liberalizzazione di quelli che sono questi prodotti derivanti dagli insetti, la messa in circolazione di grilli, locuste, larve e chi più ne ha più ne metta per penalizzare quelle che sono le eccellenze italiane. Il Nutri-Score ad esempio assegna un valore nutrizionale migliore alle patatine fritte piuttosto che all'olio d'oliva, mi sembra una follia. Certo. I vini italiani, che sono un'eccellenza a livello mondiale, dovrebbero contenere questa etichetta, come ad esempio nel caso delle sigarette: il vino nuoce gravemente alla salute, il vino causa tumori, il vino causa impotenza. Non so cosa vorranno mettere, ma credo che anche questa sia una follia. Il buon vino italiano deve essere così bistrattato, no? In Europa. Già è accaduto in Irlanda il fatto che siano state autorizzate queste etichette sui vini, e il rischio è che possa accadere presto anche in Italia, con tutte le conseguenze che ne derivano. Col Diretti è già fatto un sondaggio, io lo riporto anche nel libro. Il sondaggio dice che il 23% degli italiani consumerebbe meno vino o non ne consumerebbe affatto, laddove dovesse vedere che sulla bottiglia del vino ci siano apposte questo genere di etichetta. Quindi tutta una serie di storture analizzo nella prima parte del libro, che effettivamente non solo sembrano delle vere e proprie follie, ma soprattutto possono cagionare un danno economico importantissimo a quello che è il tessuto economico italiano, ma anche al tessuto sociale, ai capisaldi della cultura italiana ed europea, che rischiano di crollare appunto sotto gli attacchi di questa nuova ideologia dominante, di questo green sfrenato. Assolutamente sì. E come ha precisato Vittorio Sgarbi proprio nella sua prefazione al tuo testo, la religione ecologica si dimostra così poco umanistica da amare la natura e odiare l'uomo. Ecco, secondo te come possiamo contrastare questo estremismo ambientale, magari proprio in nome di quello che viene chiamato da Sgarbi un ambientalismo sostenibile? Oltretutto, comunque è rassicurante il fatto che persino la Germania, in cui i Verdi, no, erano così forti, questa Germania inizia ad essere stufa delle loro politiche. Pensiamo agli ultimi risultati elettorali e anche ai sondaggi. Quindi abbiamo ancora delle speranze e magari l'opinione pubblica inizia a cambiare anche un po' forma mentis. Guarda, la speranza indubbiamente è che si riesca, come io stesso scrivo nelle conclusioni del mio libro, si riesca a conciliare quello che è l'ecologismo con quello che è il buon senso, ma anche con quella che è l'economia, perché è chiaro che non si può puntare tutto sull'ecologismo e mandare a gamba all'aria l'economia di un paese.
Quindi il punto è proprio quello, servirebbe buonsenso, servirebbe ragionevolezza, bisognerebbe trovare il modo di fare coesistere entrambe le cose, bisognerebbe fare coesistere l'economia, il capitalismo con l'ambientalismo. Il capitalismo capisco che da molti è visto come il male assoluto, però lo scrivo anche in uno dei capitoli del mio libro, credo che a tutt'oggi sia la forma desiderabile da scegliere in un paese. Abbiamo visto tutti i danni che ha fatto il comunismo nella storia, quindi quale sarebbe l'alternativa al capitalismo? Perché molto spesso vedo questi attivisti, questi giovani attivisti green che attaccano anche il modello capitalista, no? Però quale sarebbe secondo loro l'alternativa capitalista? Puntare tutto sul green e mandare a gamba all'aria l'economia, chiudere le aziende, perdere milioni di posti di lavoro in nome di una transizione ecologica, in nome di questa svolta green, dove ci dovrebbe portare? Non lo so. L'augurio è che si utilizzi soprattutto il buonsenso e la ragionevolezza. Va bene rispettare l'ambiente, va bene avere un occhio di riguardo e un'attenzione per l'ecosistema in cui viviamo, però non possiamo assolutamente permetterci di smembrare quello che è il nostro tessuto socio-economico e soprattutto bisogna avere sempre, secondo me, un punto di vista critico, perché è facile accodarsi a queste litanie europeiste, green è bello, green è il domani, ok, però la pragmaticità dov'è? La concretezza dov'è? Come intendiamo ricollocare quel 500.000 di persone che oggi lavorano nel settore automotive in Europa dal 2035? Cosa vogliamo fare? Li mandiamo tutti a casa? Cosa vogliamo fare? Non lo so. Quindi bisognerebbe assumere un approccio più serio, più pragmatico e più concreto, perché è facile lavarsi la bocca col green, quanto è bello, quanto è nuovo, quanto è moderno, e poi la concretezza dov'è? Non si sa. Esattamente, sì, noi nella scorsa puntata, proprio nell'intervista ad Alberto Forchielli, avevamo affrontato questo tema, ribadendo che poi la dipendenza dalla Cina, proprio per questa produzione, no, di batterie al litio ovviamente automobilistico per le auto elettriche, già è così forte e di fatto diventerebbe ancora così più vincolante, no? Già è appunto preponderante questa filiera, è così sviluppata in Cina e l'Europa non avrebbe proprio la capacità, la forza di adeguarsi in tempo e riuscire a sviluppare una filiera produttiva in questo settore, rendersi autonoma. Oltretutto, Salvatore, ecco, questo libro, come dicevi anche te, ricordavi, è dedicato a Silvio Berlusconi, scomparso proprio nel giorno in cui tu hai concluso la stesura del testo, e sul sito di Nicola Porro hai scritto anche un articolo intitolato proprio Funerali Berlusconi, l'assenza di Conte, l'ultimo degli sciacalli. Secondo te, ecco, perché questa scelta da parte di Conte, voglia di visibilità, desiderio di assecondare la pancia di quegli elettori, probabilmente anche quegli hater, se vogliamo, di professione, che oltre ad essere sciacalli però magari si divertono ad essere anche leoni da tastiera? Allora, come spesso accade, spesso è accaduto nella storia del Movimento 5 Stelle, credo che in questa occasione si sia seguita la pancia della base, si sia seguita la rete, no? La rete non voleva assolutamente che il loro leader partecipasse ai funerali dell'acerrimo nemico, del nemico giurato Silvio Berlusconi, e Conte, avendo poco carisma ed essendo pure secondo me un po' a corto di idee, ha secondato la rete, quindi ha scelto in maniera improvvida, direi, di non prendere parte ai funerali di Stato. È stato l'unico leader italiano a non prendere parte ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, che comunque la si pensi è un personaggio ed è stato un personaggio assolutamente unico nel panorama imprenditoriale, politico ed editoriale italiano. Credo che sicuramente da quella parte ci siano delle idee diverse rispetto a quelli che erano i valori di Forza Italia e di Silvio Berlusconi, però la mossa di Conte è stata sicuramente una mossa sbagliata, una mossa di bassissimo livello, ha dimostrato tutta la pochezza di Conte, c'è stato anche poco garbo istituzionale. Tu non puoi disertare il funerale di un uomo di Stato qual è stato Silvio Berlusconi solo perché la rete ti chiede di non farlo. Quindi in questa occasione Conte si è qualificato, no? Ha dimostrato
sicuramente tutta la propria mancanza di leadership, perché un vero leader non si fa non segue in questa maniera cieca la rete, non segue in questa maniera gli attivisti fino a costo di andare a sbattere, no? Quindi credo che sia stata davvero una scelta di cattivo gusto, una scelta sbagliata, una scelta che non andava assolutamente fatto. Era giusto in quel giorno che tutti i leader politici italiani rendessero omaggio a un personaggio come Silvio Berlusconi. Tutti lo hanno fatto, ad eccezione di Giuseppe Conte. Ancora una volta, come ripeto, ha scelto di seguire la base, secondo me l'ha scelto una scelta profondamente sbagliata. Assolutamente sì. E parlando sempre di opposizione, in questo caso del PD, tu proprio sul sito di Nicola Porro hai pubblicato un articolo proprio sul Partito Democratico che ormai sarebbe in tilt. La neosegretaria Schlein si è contraddetta sulla sua presenza nella Piazza 5 Stelle e poi i Dem sono divisi anche sulla riforma della giustizia. Da una parte infatti la segreteria del partito che si schiera apertamente contro il disegno di legge proprio portato in consiglio dal Consiglio dei Ministri, dal Guardasigilli Carlo Nordio e dall'altra invece sindaci e amministratori locali che dopo anni di richieste inascoltate possono finalmente, no, gioire per questo provvedimento. Cosa sta accadendo al PD? Abbiamo anche letto prima dalla rassegna stampa, ormai in crisi di identità. Il PD sembra un partito in crisi di identità, ma questo lo si vede già da anni, ma è un partito sembra anche vittima di se stesso, vittima delle proprie alleanze, continua imperterrito a voler seguire il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, anche quando all'interno del partito stesso ci sono comunque delle sensibilità contrapposte. La Schlein fino all'altro ieri sera, la sera prima della manifestazione, aveva detto di non voler partecipare, miracolosamente, non si sa come, la mattina dopo ha fatto retromarcia ed ha partecipato, tutto per dimostrare non solo la confusione di un leader politico, ma anche la convinzione con la quale andava a manifestare. No? Sei talmente convinta di andare a manifestare che fino a mezz'ora prima della manifestazione non sai se andarci o meno. Quindi questa la dice lunga anche su quella che è la convinzione di questa opposizione e del perché manifesti. L'idea è che si manifesti a prescindere, quindi va bene sempre contestare il governo, purché si contesti anche quando non sappiamo nemmeno il perché si stia contestando. E dopo c'è questa divisione profondissima tra gli amministratori locali e i sindaci da una parte e la segreteria dall'altra in merito a quella che è l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. I sindaci del PD lo chiedono da anni, sono per anni stati rimasti inascoltati, adesso finalmente pare si stia muovendo qualcosa con il disegno di legge proposto da Carlo Nordio. Ad onor del vero, i sindaci PD hanno esultato, come ho scritto io anche nel mio articolo, per questo provvedimento. Addirittura Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, ha parlato di vittoria, no? Che lo aspettavano da tanti anni, ma non solo, ci sono stati anche dei commenti favorevoli da parte di Nardella, di Gori, di De Luca e persino di Beppe Sala. No? Dall'altra parte però la segreteria del PD ritiene che questo disegno di legge possa in qualche modo mettere a rischio i fondi del PNR e addirittura compromettere quelli che sono i rapporti con l'Europa. Non si sa come. Anche in questo caso la sensazione è che sul terreno della giustizia, così come nella piazza di ieri a Roma, il PD continui ad andare dietro a Giuseppe Conte e al suo movimento, ma non sappia più che pesci prendere. È un partito veramente in profonda crisi di identità e di valori che va alla cieca dietro l'alleato d'opposizione, con tutti i rischi che ne derivano, e infatti, come abbiamo visto nell'ultimo anno, il PD non riesce più a vincere un'elezione, non riesce a tenere testa alla coalizione di centrodestra che sta dimostrando tutta la propria forza e tutto il proprio strapotere rispetto a quella di centrosinistra, e quindi è un partito nel caos da quando è stata eletta Elly Schlein. Doveva essere il segretario della svolta, ma finora la svolta è stata una svolta in negativo, ancora peggio di quanto avesse fatto Enrico Letta. Esattamente. E se tu sei d'accordo, Salvatore, faremmo sentire, ecco, a te la domanda che ci vuole rivolgere un nostro radioascoltatore che è in collegamento, così sì, prego. Pronto? Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate, Varese. Ciao, Con riferimento a quello che è stato detto anche adesso, quello che ha detto Grillo, eccetera, ragazzi, stiamo su una strada pericolosa. Guarda, io mi meraviglio anche il Partito Democratico, a parte che ha messo su una persona, per me una parolaia, che ha fallito, siccome che ha fallito in America,
E siccome che noi ormai il paese, ci sono tutte le bellezze in Italia eccetera, però siamo diventati i pagliacci del mondo, e quindi automaticamente è venuto in Italia a vedere se riesce a fare qualcosa. Ma siamo su una strada pericolosa, ragazzi, anche tutte le persone che hanno votato eccetera, ma ragazzi, ma fate voi una manifestazione contro queste persone, perché guarda, quelli sì che stanno parlando proprio da fascisti, altro che a dire quelli di destra che sono i fascisti. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie, buona giornata anche a te. Beh sì, quanto avevamo detto anche del cosiddetto fascismo degli antifascisti, e poi la Schlein che si è confermata insomma abbastanza parolaia, demagoga, ma poi ha partecipato a questa piazza, lo dicevamo Salvatore, in cui Grillo addirittura ha compiuto questa uscita infelice, no? Addirittura chiesto di costituire delle brigate di cittadinanza, e chiedo a te proprio la conclusione, visto che siamo ormai praticamente addirittura d'arrivo. Allora, Grillo lo conosciamo già da anni, sappiamo che è un provocatore, sappiamo il modo in cui opera anche per mobilitare quella che è la base, perché siccome il suo movimento, la sua creatura è un movimento ormai allo sbaraglio, alla deriva, in profonda crisi anche quello, di tanto in tanto Grillo viene fuori con queste sparate tragicomiche per cercare in qualche modo di recuperare quelli che sono gli ex elettori del Movimento 5 Stelle che ormai hanno preso armi e bagagli e sono scappati via. Quindi Grillo lo fa anche per provocare, no? Per cercare in qualche modo di fare scoppiare nuovamente la scintilla con la base. Il problema è che la Schlein gli va dietro. Il problema è che un partito con la storia e con i valori che dovrebbe incarnare il Partito Democratico non può andare dietro a Beppe Grillo, e non può stare dietro ad ogni uscita che fa Beppe Grillo, perché Beppe Grillo spesso e volentieri, come dico, lo fa anche per provocare, perché lui è così, lo conosciamo bene. Però il Partito Democratico non può permettersi il lusso di andare dietro a Beppe Grillo. Però siccome il Partito Democratico è un partito a corto di idee, non ha una visione di medio-lungo periodo, non ha dei programmi se non l'immigrazione sfrenata, il green a tutti i costi, la tutela delle minoranze, non ha un'agenda di governo per il paese, no? E quindi di conseguenza cosa succede? Di conseguenza va dietro al Movimento 5 Stelle, va a perorare quelle che sono le cause d'altri, no? Perché non ha più cause da perorare. Quindi la cosa triste, come diceva il nostro radioascoltatore, è veramente quella che il partito di sinistra per eccellenza in Italia si faccia dettare l'agenda politica da un comico, da Beppe Grillo. Perfetto, sì, è proprio così. Grazie mille Salvatore, grazie per la tua analisi, e speriamo insomma di riaverti presto, e ovviamente in bocca al lupo, immagino quello che sarà la presentazione del tuo ultimo testo proprio su questo ecologismo sfrenato, su questo ambientalismo overgreen. Grazie Salvatore. Rep il lupo, grazie di cuore a te Pier Vittorio, buona domenica. Grazie anche a te, buona domenica. Io vi ringrazio per i tantissimi messaggi, veramente adesso rimarrò qui a rispondervi almeno con le note vocali, anche se sarebbe stato bello rispondere e far sentire a tutti i vostri messaggi proprio per alimentare il dibattito. Vi ringrazio perché abbiamo visto prima con Giulio Cesare in regia che c'era addirittura dal contatore, mi sembra qualcosa come 11 chiamate perse, quindi tentativi vostri di chiamare, avete visto le linee come erano intasate, quindi grazie. Mi scuso che avete trovato in così tanto, no, le linee occupate, e vi saluto augurando appunto buon viaggio al presidente Berlusconi. Vi faccio risentire quel suo audio che appunto lui aveva mandato a un tifoso anconetano che era in coma, e che poi, risentendo questo messaggio di incoraggiamento del presidente Berlusconi, era riuscito, chissà, magari proprio forse grazie a questo messaggio, era uscito dal coma. E allora risentiamocele, perché sono parole veramente di profondo ottimismo che ognuno di noi dovrebbe poi sempre, no, avere e manifestare anche con gli altri. Avete ascoltato Radio 7, la settimana politica di Radio Libertà.